Almeno ci metto. No, però diciamo per la presentazione ti volevamo vicino su che comunque sei fuori. Esatto. Vuoi iniziare? Va bene, benvenute e benvenuti. Direi che possiamo iniziare. Intanto siamo in diretta anche dai canali del Manifesto Sardo, sia su Facebook sia su YouTube. Benvenute e benvenuti a tutte e a tutti. Mediterranea, la prima festa dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Io devo dire che sono molto contento perché vedo delle belle facce conosciute, anche molti giovani, anche persone che non avevo mai visto prima. Mediterranea è una festa che vuole rappresentare uno spazio di solidarietà, uno spazio di accoglienza in cui le persone possano dialogare, possano confrontarsi, possano stare tra compagni e possono stare tra compagni e compagne. Esatto, compagne e compagni. Questa è una festa in cui questa parola prende il significato più profondo. Nella lettera Maria Rosario Guevara, Ernesto Che Guevara così definisce il termine compagno. Se lei è capace di tremare di indignazione ogni volta che viene commessa un'ingiustizia nel mondo, allora siamo compagni. Per questo penso esista una dimensione molto più profonda, molto più intima, molto più familiare del condividere letteralmente il pane e dallo spezzarlo insieme. Questa è la dimensione che vogliamo dare alla nostra festa, alla festa di Mediterranea, perché se vogliamo considerarci veramente compagni e se vogliamo considerarci veramente compagni e non profeti sconfitti del Novecento, è necessario fare la rivoluzione a partire dai rapporti tra le persone, però, a partire dai rapporti nella società, dentro noi stessi. Vi ringrazio, buona festa a tutti, grazie della vostra presenza e lascio la parola ad Andrea Melis, della segreteria di Sinistra Italiana di Cagliari, dirigente regionale. Io vi rubo giusto un minuto perché non siamo stati bravi minuti di ritardo. Roberto mi pare che abbia espresso benissimo quali sono i contenuti e i valori di questa festa che a tutti i costi abbiamo voluto fare. Ci scusiamo per il poco preavviso, però sono saltati un po' di appuntamenti uno dietro l'altro, però ci tenevamo a dare il segnale, a dire che siamo presenti a Cagliari con molti iscritti, con nuovi circoli che nascono. Siamo qui per ritrovarci tutti insieme, nel mangiare, nel parlare di politica e ricordarsi che anche a sinistra ogni tanto c'è bisogno di fare festa. Quella distruzione di molti che ci definiscono un po' tristi, un po' corrucciati, secondo me va sfatata. C'è bisogno di rimettersi insieme a ricostruire comunità nei territori, nelle città. Iniziamo da questi piccoli momenti di
piccoli momenti in cui possiamo stare insieme per costruire una grande comunità. Ho visto e abbiamo visto che l'Alleanza Verdi di Sinistra è diventata un punto di riferimento dal punto di vista regionale, nazionale, e proseguiamo su questa strada. Grazie a tutti, 2 dibattiti molto belli, oggi quello sui temi della pace, domani quelli sul tema del diritto ad abitare. Invito a tutti voi a replicare la vostra presenza domani, grazie e buon proseguimento. Vorrei ricordare a tutti che è presente Bollicina SD, un laboratorio per bambine e per bambini, per tutti coloro che vorranno portare a giocare, a fare dei laboratori qui a partire da adesso, i propri figli, i propri bambini. Sono presenti alcuni banchetti a partire dalla libreria La Giraffa di Michela Calleda di Siliqua, è presente il banchetto dell'associazione Luca Coscioni, a cui vi invitiamo di dialogare con loro e firmare il referendum per l'aborto, l'appello per l'aborto sicuro e anche le iniziative per la libertà di scelta. È presente il banchetto della Comune, un'organizzazione che edita anche un giornale che è sempre presente all'interno delle nostre manifestazioni. Siamo lieti di avervi con noi, vi invitiamo anche a visionare e ad acquistare i loro libri e le loro riviste. C'è presente un altro banchetto lì in fondo che non riesco a riconoscere, per un parco pubblico da dedicare a Emanuele Lui. Benissimo, è presente il banchetto di Sardegna Palestina, è presente il banchetto dell'associazione Italia Cuba. Spero di non averli dimenticati. Andrea, mi dicevi qualcosa? Sì, perché ha chiamato il manager di Doppio Malto laggiù, che c'è una panda nera che è messa, scusate, classico, e poi la panda che c'è da spostare una macchina, panda nera, una panda nera da spostare. Già risolto. Bene. È arrivato il momento dei brevi saluti istituzionali dei nostri partner, dei nostri amici, anche di coloro che fanno parte della sinistra di Alternativa, anche fuori il campo largo. Vorrei chiamare Ignazio Cirronis di Europa Verde di Cagliari per un breve saluto. Sì, senza rubare spazio. Prego, vieni qua. Vieni che siamo in diretta. E quindi un saluto degli amici e compagni di Europa Verde, ci sono amici e compagni anche lì. Naturalmente grazie a chi ha promosso questa iniziativa, che ce ne siano tante, e quindi anche noi ce lo crederemo in tal senso, perché è importante comunque l'aggregazione, conoscersi, frequentarsi, discutere, relazionarsi sui temi che peraltro già ci uniscono nelle campagne che si stanno conducendo sia a livello nazionale che regionale. Chiaro, noi siamo molto sensibili non solo al tema pace, su cui si discuterà, si relazionerà, ma anche temi della transizione ecologica, in modo particolare, energetica anche, e sulla possibilità che attorno a questi temi ci si possa innescare processi e percorsi di sviluppo sostenibile che permettano veramente una rilancio e una rinascita della nostra isola, anche dal punto di vista certo occupazionale, ma non l'occupazione a tutti i costi per poi essere prigionieri di situazioni come sono quelle che devono essere, che attendono ancora da tantissimi anni di essere disinquinate e bonificate, come il Sulcis, per esempio, ma anche altre zone. Niente, tutto qui, un saluto e una buona festa. Grazie. Vorrei chiamare Cristian Locci, di Sinistra Italiana in Sardegna. Grazie Roberto per tutto il lavoro che hai fatto insieme ad Andrea, Alessio, ai nostri compagni e compagne che hanno reso possibile questa giornata. Veramente vi ringrazio di cuore. Poco fa qualcuno mi ha detto
avete fatto una cosa bellissima, io non ho fatto niente. O almeno ho fatto quello che mi è stato chiesto di fare. Grazie a tutte le associazioni presenti, grazie a Michela per essere qui, grazie all'associazione Coscioni, grazie a questa splendida iniziativa, un parco per Manuela Rodi, è una cosa che mi colpisce profondamente. Per molti anni sono stato iscritto a Libera, ho avuto la fortuna di conoscere la famiglia di Emanuela, di partecipare molte volte alla giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ho girato l'Italia, anche un pezzo d'Europa, con quella bandiera. Grazie veramente a tutti. Mi è piaciuta molto questa fotografia che avete messo. È un pezzo della nostra storia. C'è una persona che a me è stata molto cara, che adesso non c'è più purtroppo, è Luigi Cogodi, di chiedere un applauso, veramente. Sarebbe stato Claudio. E poi Gigi Riva. Un'altra iniziativa negli anni '80 per chiedere la pace in Libano. E siamo di nuovo qua, a chiedere nuovamente pace nel mondo, in questo Mediterraneo patto, che è diventato, come diceva Nicky Vendola nel suo primo congresso di Sinistra Ecologia e Libertà, delle torri gemelle rovesciate in mezzo al mare. Siamo ancora sulla breccia. Shakespeare, cos'è la guerra alla fine? Qualcuno confonde la parola guerra con altro. Ci hanno dato tanti significati negli anni. E operazioni di pace, di polizia internazionale. La guerra, parafrasando per chi in passato, è una montagna di merda. Quello. Allora dobbiamo cominciare a chiamarlo per quello che è, un artificio. Io ho conosciuto per la prima volta la guerra a 20 anni, nel confine tra Kosovo e Albania. E da un momento all'altro, una notte, mi è arrivata addosso questa moltitudine che si avvicinava al campo che avevamo costruito, raffazzonato, con tende, con quello che avevamo a disposizione. Di persone anziane, bambini, poche donne, nessun adulto. E la guerra seleziona. Quello fa. Allora io vorrei che veramente da qui partisse un grido, una richiesta a tutto il mondo. C'è bisogno di pace, c'è bisogno di giustizia, c'è bisogno che finiscano le stragi a Gaza, in Libano, è ora di smetterla. La guerra non conviene, e probabilmente dal dibattito che ne uscirà fuori qualcuno accenderà anche a quello che è molto più conveniente alla pace della guerra. E io vi saluto e ringrazio nuovamente tutti i compagni e le compagne che splendidamente hanno dato una mano. Permettetemi un saluto personale alla mia capogruppo, Mariella Rocco, che è qua presente e poi interverrà. Grazie a tutti e a tutte. Grazie Cristian, chiamo Francisco Isedda di Ainantis. Ciao, buonasera a tutte e a tutti. Abbiamo già iniziato il dibattito, siamo ancora in fase saluti. Siamo ancora in fase saluti. Allora, un saluto carissimo a tutte e a tutti, grazie per l'invito, è un piacere, come Ainantis, come forza indipendentista che fa parte del campo largo, è sempre importante confrontarsi, trovare momenti di ascolto, di confronto su temi cui vorremmo che la Sardegna avesse una capacità di azione, di protagonismo. Per noi la Sardegna è portatrice sana di un diritto all'autodeterminazione che, devo dire la verità, non viene molto spesso riconosciuto, a volte ha poco, diciamo che
Dicevo, un diritto all'autodeterminazione che a volte ha poca casa anche in Sardegna, anche nella sinistra, a volte devo dire, dobbiamo dire perché siamo fra amici e compagni, si ha più attenzione all'autodeterminazione lontano da casa nostra che non a casa nostra. E siccome parliamo di giustizia, io credo che se non facciamo giustizia della nostra storia di sardi, che è una storia fantastica, una storia molto bella, piena anche chiaramente di sconfitte, piena anche di tradimenti, anche delle classi dirigenti rispetto ai sardi stessi, alle istanze del popolo sardo, ma se non facciamo giustizia a casa nostra, credo che abbiamo difficoltà a contribuire seriamente alla soluzione delle ingiustizie delle altre parti del mondo. Diceva Gandhi, l'impegno per l'indipendenza dell'India, perché sono modesto e parto da casa mia. Noi crediamo che la nostra casa sia questa, crediamo che se dessimo un esempio forte in Sardegna di giustizia, di pace, di libertà, potremmo aiutare altri a camminare sulla stessa via. Lo dico perché siamo immersi nella violenza anche a casa nostra, violenza di genere, violenza sull'ambiente, violenza rispetto agli amministratori, violenza quotidiana per le strade. Non credo che dobbiamo andare molto lontano per trovare motivi di impegno per la pace, contro la violenza, contro l'idea di un mondo dove non prevale un'idea di dialogo, un'idea di propositività, di confronto costruttivo. Dunque, l'invito a tutti noi è guardare al mondo, ma rimanendo ben radicati con il cuore e con la mente in Sardegna, anche perché abbiamo responsabilità di governo per la Sardegna, e verremo chiamati anche al giudizio della nostra gente a partire da quello che faremo da casa. Per cui se lasceremo da qui a 5 anni una Sardegna più prospera, più giusta, più appacificata e più libera, credo che ce ne verrà dato merito e questo renderà anche più forte e più autorevole la nostra voce quando chiediamo pace e giustizia in giro per il mondo. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie Francisco. Chiamerei Mondino Ibba, storico esponente del Partito Socialista Italiano. E chiederei anche di avvicinarsi a Laura Ortu, coordinatrice regionale dei giovani dell'Europa Verde, giovani europei verdi. O giovani ecologisti verdi, scusate. Giusto? Grazie, buonasera. Riparto dal concetto di storico rappresentante che diceva Roberto. Non ho fatto un corso sonoro così lungo da essere già storicizzato. Diciamo che sono molto più semplice, più terra, più quotidiano. Comunque vengo qui con molto piacere, raccogliendo l'invito di Andrea Melis, con cui lei ha un'amicizia ormai decennale forse, ma oltre all'amicizia c'è anche una sintonia di visione politica, una sintonia di prospettiva, per la quale voglio portare il mio saluto partendo da due spunti che sono stati offerti. Il primo, quello offerto da Andrea stesso, quando ha parlato di comunità. E il secondo, quando Francisco ha fatto riferimento all'identità. Allora, noi siamo oggi qui ad una sorta di battesimo, posso dirla così. La prima festa di Alleanza Verdi Sinistra è una specie di battesimo. Io penso e spero, mi auguro che sia il primo di una lunga serie di iniziative, di ripetizioni, di incontri che come questo sono aperti a quello che normalmente è chiamato il campo largo, anche se mi pare che siamo nella parte un pochettino stretta
Campo Largo, perché in pochi ci siamo. Però comunque il concetto di comunità non può essere soltanto un concetto, come dire, inteso in termini o nel senso di una strutturazione sociale, di un'architettura sociale, di un sistema sociale. Abbiamo bisogno di pensarlo che sia più ampio, più profondo, più penetrante, e che la comunità sia anche una comunità che si riverbera un po' in tutti i livelli, non ultimo il livello all'interno delle istituzioni, dove le singole parti non sempre oggi e non dappertutto hanno il riconoscimento paritario di pari dignità che meritano. E questo io credo che sia un problema che noi come organizzazioni politiche che si rifanno alla cultura storica del centro-sinistra non possiamo ignorare, perché altrimenti se così facessimo non ci sarebbe nessuna differenza o pochissima differenza tra quello che noi vogliamo essere partendo da dove stiamo partendo e invece il vento contrario che sta soffiando ormai pericolosamente in tutto il mondo. Vediamo le elezioni degli Stati Uniti, che è un vento che è fortemente pericoloso perché tende ad affermare valori, principi e modelli istituzionali e costituzionali che sono lontani dalla nostra idea di democrazia e quindi dalla nostra idea di giustizia, quindi dalla nostra idea di pace. Perché non ci può essere pace senza giustizia e non ci può essere giustizia senza democrazia. Lo diceva Pertini, non lo dico io, ripeto soltanto le sue parole. La seconda cosa è conseguentemente che noi dobbiamo avere un'idea nostra del modo con il quale l'organizzazione politica del Campo Largo realizza e rappresenta queste finalità e si proietta verso la realizzazione di queste finalità. Perché dentro il Campo Largo ci sono anche molti spazi stretti, cioè ci sono delle condizioni di angustia dove la capacità di movimento è esattamente l'esatto contrario di quello che invece farebbe comprendere la larghezza del campo di appartenenza, cioè si è rigidi all'interno di sistemi, di canali e di binari dove è difficile che ci sia la possibilità di interloquire, la possibilità di concorrere, la possibilità di dare novità e di innestare novità all'interno di un processo di governo che per noi sarà fondamentale, perché gli ultimi 20 anni di governo di questa regione hanno dimostrato che chi governa perde e chi non governa assolutamente vince. Beh, noi dovremmo cercare di rovesciare questa tendenza, perché l'ultima volta che è successo che chi ha governato ha vinto è quando Antonello Campas, che era presidente della regione, è stato Antonello Campas, presidente della regione, è subentrato Federico Palomba, quindi stiamo parlando del 94, legislatura 94-99, ma da allora è sempre stato un ping-pong. Ecco, noi dovremmo cercare di evitare questo tra 5 anni, ma per evitare questo bisogna che ci pensiamo oggi, che il Campo Largo sia davvero largo, che diventi davvero la comunità alla quale stiamo facendo il riferimento, e che sia proprio perché il largo è uno spazio politicamente dinamico, dove ci sono contributi, dove ci sono opinioni, dove ci sono idee, dove c'è il confronto. Questo non sempre accade, almeno se non mi pare che sia un po' poco, e questa è una cosa che non va bene. Per cui se io devo fare un augurio a questo battesimo della prima festa di Alleanza di Sinistra, ecco, io spero che nel corso del tempo questa festa sia portatrice di questa novità di dinamismo, di confronto culturale e politico, e se così sarà un'iniziativa positiva e anche portante bene, per cui spero che la fatica che dovrei ripetere la prossima volta per organizzare tutta questa ci possa far dire che è andata bene, perché alcune cose le abbiamo cambiate, che è il vero modo per dire che facciamo rivoluzione, perché i tentativi di rivolta che non cambiano il sistema non sono rivoluzione. I tentativi di rivolta sono rivoluzione soltanto se cambiano il sistema che non gli piace. E noi questo tipo di sistema di campo largo stretto
non ci piace e credo che se riusciremo a cambiare avremo fatto una cosa importante. Grazie dell'ospitalità. Grazie. Laura Ortu dei Giovani Europeisti Verdi. Buonasera a tutti e a tutti, grazie per l'invito. Visto che chi mi ha preceduto ha già espresso quello che avremmo espresso anche noi, l'unica cosa che vi voglio raccontare dei Giovani Verdi è che stiamo nascendo, quindi che siamo ancora alla ricerca di persone che abbiano voglia di collaborare con noi e che come giovanile siamo itineranti, nel senso che ci spostiamo in tutta la regione. Siamo radicati sul territorio di Sassari, molto nel Nuorese e poco nel Cagliaritano. Quindi nel caso abbiate voglia di parlare con noi siamo là dietro seduti e se siete under 35 va benissimo. Mi auguro che Mediterranea come evento diventi itinerante in modo tale che poi ci potremo incontrare anche da altre parti, non solo qua. Grazie. Grazie. Allora, io direi, se siamo d'accordo, di iniziare con il confronto e se ci sono ulteriori saluti istituzionali li potremmo trasformare in interventi del dibattito contro la guerra, perché così diamo la possibilità anche a chi deve prendere le corriere per rientrare nei propri paesi di provenienza di poter rientrare, di poter partecipare a questo primo confronto. Mentre stiamo facendo questo confronto intitolato Contra Assa Guerra, una serie di rapporti dell'ONU redatti dal Comitato Speciale per indagare sulle pratiche israeliane che incidono sui diritti umani del popolo palestinese e degli altri territori occupati, hanno evidenziato che le attività militari e non militari condotte dallo Stato di Israele all'interno della striscia di Gaza nei confronti dei palestinesi sono compatibili con la pratica del genocidio. La tragedia del genocidio a Gaza appare come un mezzo per un fine. La completa rimozione, la completa espulsione dei palestinesi dalla loro terra, così integrata alla loro identità e illegalmente e apertamente ambita da Israele. Abbiamo voluto invitare esponenti politici, organizzazioni del terzo settore, dell'associazionismo democratico, del sindacalismo, le attiviste e gli attivisti del mondo antimilitarista e pacifista. La prima persona che vorrei chiamare è Alessio Arriu, responsabile organizzazione di Unicanis, movimento universitario dell'Università di Cagliari. Sì. Buonasera a tutti e a tutti. Innanzitutto vorremmo ringraziare come associazione il US Cagliari e chi ha organizzato questo evento, che a nostro avviso è un buono spazio per alimentare e sviluppare il dibattito su queste tematiche che per noi non sono importanti, sono fondamentali. Per quanto riguarda la questione sulla guerra, noi abbiamo basato buona parte della nostra campagna elettorale, il programma del senatore accademico Matteo Pisu. Il primo punto era appunto cercare di portare l'Ateneo Cagliaritano a solidarizzare politicamente con quella che è la Palestina, i palestinesi, il popolo palestinese. Perché dico questo? Perché rete di armi, però è doverosa una premessa. L'Ateneo Cagliaritano mesi addietro aveva in essere degli accordi con alcune università israeliane, tra i quali l'Università di Haifa. Ora, voi direte, bisogna continuare il flusso di dati tra
i vari atenei, no? Per sviluppare. Ovviamente non tutti gli israeliani sono sionisti, che va bene, ci può stare, però l'Università di Haifa indirettamente contribuisce allo sviluppo e alla ricerca di quello di quelli che sono gli strumenti dell'esercito israeliano di difesa, che noi condanniamo fermamente. E a nostro avviso non esiste che un ateneo che si professa pacifista possa siglare accordi di questo genere con un'università di questo calibro. Dopo questa premessa arriviamo ai giorni nostri, no? Perché io non parlo di università, cioè vorrei parlare tanto di guerra, della questione israelo-palestinese, perché sono studente di relazioni internazionali, ma ci sono compagni ben più esperti di me. Quindi cosa è successo? È successo che questi ultimi giorni, questa settimana, nonostante l'accordo siglato con l'Università di Haifa sia scaduto, c'è stato un intervento di un docente, tale Bronstein, alla Cittadella delle Scienze, Palazzo delle Scienze, scusate, dove lui parlava delle varie metodi di ricerca, della Technion, che è appunto l'azienda che aiuta e contribuisce all'IDF. E noi, assieme anche ai ragazzi di Unità per la Palestina, che ringraziamo e sono sempre sul fronte quando ci sono queste questioni, sono sicuri più di noi al tempo, anche perché ci sono ragazzi di seconda generazione all'interno di quella associazione. Siamo scesi in piazza e abbiamo manifestato contro questa cosa, perché era ingiusta, non era possibile, non è condannabile che questa gente che sporca, non vorrei dire sporca di sangue, ma lo diciamo, faccia lezioni in un'università che dovrebbe essere pacifista. Al di là di questo, cosa è successo? È successo che è stato negato l'accesso in un'università pubblica, è stato negato l'accesso al Palazzo delle Scienze e è stato chiesto il badge a tutti gli studenti, e nel caso in cui lo studente non appartenesse al corso di matematica, tu non potevi entrare. Allora chiedo a voi, è giusta questa cosa? Secondo me no. E noi, alla luce di questo, in Senato accademico spingeremo su queste cose e chiederemo chiarimenti, non soltanto su questa cosa che è successa, perché alle domande che sono state fatte da Matteo, da Luca, anche Giuseppe, non sono state date risposte adeguate e ambigue. E chiederemo spiegazioni e chiarimenti anche sulla presenza di questo Bronstein, che, se non erro, anche sui social ha denigrato i compagni che hanno manifestato sotto il Palazzo delle Scienze. Quindi era soltanto, io direi che la chiuderei qua. Quello che vi posso dire è che come Unicaralis continueremo decisamente, in maniera proprio convinta, a condannare tutte queste cose che negano al popolo palestinese il diritto di esistere, perché bisogna lottare per una Palestina libera. Grazie. Grazie. Alessio Arraisi, coordinatore e responsabile organizzazione di Alessio Arriu, scusate. Alessio Arriu. Coordinatore e il responsabile organizzazione di Unicaralis. Vorrei presentarvi Futura d'Aprile. Futura d'Aprile è già scesa in Sardegna per presentare il suo libro l'anno scorso. Lei è laureata in giornalismo presso l'Università La Sapienza di Roma. Negli anni ha pubblicato per diverse testate in italiano e in inglese. Attualmente collabora con Il Domani, ma ha scritto anche per Il Fatto Quotidiano, Inchieste TP. Si occupa di Medio Oriente con un focus particolare sulla Turchia, sulla Siria, la questione curda, le relazioni internazionali, i conflitti, la difesa e soprattutto
l'industria militare, tema a noi caro perché in Sardegna viviamo una vera e propria occupazione militare con tanto di fabbrica di bombe. Ha scritto dei reportage dalla Palestina, dal Kurdistan turco e dalla Turchia. A settembre 2022 è uscito il suo primo libro, Crisi globali e affari di piombo, che potete trovare in questo banchetto, con prefazione di Alex Zanotelli. Questo libro è una panoramica sull'industria italiana della difesa, sulle leggi preposte a regolare il commercio di morte, di materiale bellico, sulla consuetudine di aggirarle. Futura ad aprile, che abbiamo insomma, il piacere di avere con noi oggi, vorrei chiedere come mai, perché l'Europa si sta armando sempre di più in questi anni e in questi mesi, come mai la NATO sta chiedendo all'Europa di armarsi. Grazie Roberto, grazie per l'invito a questo festival. Per me è sempre un piacere tornare a Cagliari, in generale in Sardegna. Non so se è scesa esattamente a Roma, a che livello è rispetto a Cagliari, dobbiamo vedere bene la cartina. Che per me scendere è sempre tornare a casa mia. Però no, grazie veramente per questo invito, mi fa molto piacere, molto bello anche il titolo Mediterranea, perché siamo tutti parte di questo grande Mediterraneo e alle volte ce ne dimentichiamo, sentiamo più vicini paesi che non sono nel Mediterraneo rispetto a quelli che lo sono, con cui condividiamo in realtà moltissimo. Però in questo caso parleremo invece di Europa, che non è più tutto mediterranea, ma guarda il Mediterraneo in maniera molto più belligerante che in passato, purtroppo. E questo lo vediamo in diversi livelli. Vi ricordavi la NATO, ovviamente, proprio ti riferivi a questo famoso 2%, qui i paesi NATO, quindi ormai l'Unione Europea dovrebbe arrivare a spendere, che poi tra l'altro è un 2% anche molto vago, il 2% rispetto al PIL, ma questo impegno è stato preso nel 2014, 10 anni dopo, il 2% del PIL non era forse il 2% su cui si era concordato 10 anni fa. Nonostante questo, l'Europa sta continuando ad armarsi, lo sta facendo a livello di Stati membri, lo sta facendo a livello di comunità europea, perché è importante ricordare che comunque l'Unione Europea non ha competenze in difesa e non ha competenze in materia di politica estera. Non abbiamo ovviamente delle figure competenti in Europa, ma non è l'Europa che decide qual è la politica estera dei suoi Stati membri, né qual è la politica di difesa degli Stati che lo compongono. Nonostante questo, vediamo in Europa una grande tendenza alla militarizzazione e all'aumento delle spese militari. Questo soprattutto per mano della Commissione, questo è importante ricordarlo secondo me proprio in questi giorni in cui si sta discutendo di quali sono i nostri commissari, e il Parlamento a breve voterà su queste figure. E tra l'altro abbiamo per la prima volta un commissario alla difesa che non a caso è un ex primo ministro della Lituania, che ha delle posizioni molto ferree riguardo ai rapporti dell'Europa con la Russia e soprattutto riguardo alla militarizzazione dell'Europa. Cioè questo è un uomo che ha detto chiaramente che l'Europa non solo deve investire in armi, ma deve avere anche la propria scorta di munizioni, che è una cosa che va contro tra l'altro i trattati attualmente in vigore, quindi non è poco quando quello che sarà confermato molto probabilmente come commissario alla difesa dice che l'Europa deve avere le scorte di munizioni, anche perché avere le scorte di munizioni vuol dire che le scorte userai, insomma facciamo una citazione di Brecht, se c'è una pistola in scena a tutto punto sparerà, e avere delle armi vuol dire a tutto punto doverle usare o darle a qualcun altro, che poi è l'altro livello che abbiamo in Europa, quindi non soltanto armiamoci per noi stessi e armiamoci anche per gli altri. Questo lo vediamo bene negli ultimi 2 anni con l'Ucraina, quindi non è soltanto una linea di produzione interna per noi, ma è anche per gli altri, ovviamente con la solita idea della democrazia che abbiamo visto che poi è quella, insomma, un po' la bandiera dietro cui l'Occidente si nasconde sempre quando deve portare avanti quelli che sono poi altri interessi. L'Europa però si sta armando in una maniera un po' subdola, lasciatemi usare questo termine, perché non si tratta soltanto di aumentare le spese di difesa, perché questo appunto è qualcosa che possono fare gli Stati membri. Lo vediamo con l'Italia, l'Italia sta continuando ad aumentare i fondi destinati alla difesa, nonostante
le costanti lamentele da parte del nostro ministero, che rispondi non sono mai abbastanza, anche servono di più. La verità è che se mi fossero meglio potremmo fare molte più cose, perché quantomeno insomma se i soldi vanno aumentati, cioè il minimo che mi aspetto è che vengano utilizzati bene, non facciamo fare nemmeno questo, non facciamo nemmeno in Europa. In Europa appunto non possono avere delle politiche di difesa, infatti non abbiamo neanche un esercito comune, per quanto se ne parla ormai da decenni. Quello che però non è che fa la Commissione principalmente è di mettere a disposizione dei fondi per lo sviluppo, per la ricerca e lo sviluppo di armi, con un accordo non scritto con gli Stati membri affinché poi questa linea di produzione avvenga e venga proposta con i soldi nazionali, perché l'Europa finanzia la parte iniziale, la ricerca e lo sviluppo. Tra l'altro dei progetti che sono fatti da più aziende europee, quindi non è soltanto l'azienda italiana che fa prende i soldi, ma sono dei progetti collaborativi, perché l'idea dell'Europa è quella di diventare un mercato e per farlo ha bisogno di collaborazione, cioè per competere noi con gli Stati Uniti o con anche Israele, un grande produttore di armi, l'idea è che i paesi devono unirsi, quindi cioè, ci uniamo, finalmente diventerà un'Europa unita alla fine delle armi, in cui sì, c'è la libertà di movimento di persone e merci e c'è anche la libertà di movimento poi di armi e progetti di sviluppo. Tra l'altro poi bisogna vedere anche con che ricadute economiche, perché prima veniva detto quanto vale l'industria del beta, poi in realtà non tanto, o comunque non quanto ci viene raccontato a livello italiano e a livello europeo. Ancora di più a livello italiano, perché noi non siamo questi grandissimi produttori, noi facciamo per più componenti per altri, facciamo una parte intermedia, non siamo dei grandissimi conglomerati. E su questo c'è tra l'altro un report molto bello di Greenpeace uscito l'anno scorso che si chiama Army in Europe, proprio su questo, che analizza anche quanto vale l'investimento in difesa rispetto ad investire quella stessa cifra in ambito civile. Vale molto più la parte civile, questa è comunque una ricerca fatta da un economista. Quindi a maggior ragione, cioè, tutti questi soldi che l'Europa investe in armi andrebbero meglio investiti in civile e considerando i tempi in cui stiamo vivendo anche in ecologia, cioè in risorse che siano destinate invece ad affrontare altri problemi che vengono comunque dato anche ritenuti da ricerche fatte a livello europeo, uno dei problemi principali percepiti dalla popolazione europea. Quindi ci sono veramente un sacco di studi che dimostrano che bisognerebbe investire in un'altra parte rispetto a quello che si sta facendo. E la cosa peggiore è che noi abbiamo una commissione che è ormai dedita alla militarizzazione, appunto abbiamo un commissario alla difesa dello spazio, ci sono altri posti chiave che sono in mano a persone che comunque puntano a mantenere una relazione tesa con la Russia, ad affrontarla, il che vuol dire però armarsi e vuol dire anche militarizzare la società, perché insomma che l'idea di sicurezza si ponga in questo ambito anche non è un caso, cioè, le vicende italiane e le vicende europee sono strettamente legate da questo punto di vista. Rimanendo c'è tra l'altro una notizia recentissima che addirittura dei fondi di coesione dell'Unione Europea dedicate appunto alla componente civile verranno utilizzati per invece degli scopi difensivi, non è ancora molto chiaro, però quantomeno si apre al dual use, questo famosissimo dual use che si sa cos'è che non si sa allo stesso tempo, perché neanche l'Europa lo sa, perché è in continuo aggiornamento, perché è ovviamente molto più sottile come distinzione tra quello, perché non è lo strumento in sé come viene utilizzato. Però sono tutte dinamiche che ci portano sempre più verso una situazione anche di conflitto, perché cioè, il punto di partenza è che se io mi armo, l'altro si arma e a un certo punto queste armi spareranno. Però anziché investire in pace, anziché investire in ecologia, in prosperità, tra l'altro nel momento in cui l'economia sta crollando in Europa, stiamo vedendo in Germania quello che sta succedendo, non se ne parla, e anzi c'è il report di Draghi che a un certo punto tra le righe dice ok, se l'economia è in crisi, l'economia industriale è in crisi, lo vediamo in Germania appunto, puntiamo sulle armi perché è un'economia che ha uno sviluppo ovviamente pluridecennale, ma di nuovo, cioè, poi andando a vedere poi i dati alla mano, non sono effettivamente delle economie così tanto prospere come ci viene raccontato. Poi sicuramente ci saranno il caso interessante della RVM da questo punto di vista, che vedendo i bilanci con la guerra in Ucraina hanno aumentato la produzione, ma vedendo poi il tipo di contratti che vengono fatti, non sono sicuramente contratti a tempo determinato, quelli che sono stati inseriti per aumentare la linea produttiva. Quindi sono alla fine è tutto molto una questione di framing, di come ci viene raccontato qualcosa, che era un po' il punto di partenza della mia ricerca col libro, un po' di quello che faccio come giornalista, cioè quello che ci viene raccontato è così, non lo è. Se noi però lo sappiamo possiamo anche raccontarlo, quindi c'è un'Europa che è sempre più in guerra,
che si sposa sempre più verso questo mondo, però dobbiamo anche cercare di capire quanto conviene e quanto no per poter anche, cioè, convincere anche altre persone e poi anche andare a votare e votare in maniera consapevole e poter fare pressione, visto che siamo qui a un incontro di Verdi e Sinistra, per i parlamentari che sono già all'interno del Parlamento europeo e che entro fine mese si troveranno a votare questa nuova commissione. E io, scusami, approfitto di questo spazio che ho per invitare a votare contro questa commissione, perché non è possibile che abbiamo una commissione che è così tanto improntata alla difesa e alla difesa proprio in senso militaristico. Perché non è questo, spero l'Europa che noi vogliamo vedere, spero che sia l'Europa che i Verdi e la sinistra italiana vogliono vedere, perché non è questo che ci può portare la prosperità, non ci può portare la pace. E io sono anche abbastanza stanca, devo essere sincera, ogni volta che piove, di pensare che fortuna sono al quinto piano, non succede niente, ma se sono per strada forse è un problema, non possiamo nel 2024 pensare che veramente se piove è un problema, perché potremmo morire di questa cosa. Quindi non è la Russia il problema, non è la guerra reale alla fine per noi il problema in questo momento, probabilmente molto più l'ecologia, ma alle volte ce ne dimentichiamo. E comunque al di là di questo abbiamo studi che dimostrano che investire in armi non conviene e abbiamo una commissione che punta su questo, quindi secondo me dovremmo a livello personale, di associazione e politico, iniziare a fare i conti con la realtà e capire che è importante anche cambiare la narrazione da questo punto di vista. Grazie. Grazie a tutti la prima, vi ricordo che il suo libro è disponibile in questo banchetto, potete anche continuare a interloquire con lei durante questa serata. Vi ricordo il servizio cucina, il servizio bar e vorrei chiamare Roberto Mirassola, responsabile pace di Sinistra Futura, perché il Consiglio regionale della Sardegna ha votato una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per l'immediato cessate il fuoco a Gaza e in Libano. L'atto, vi ricordo, è stato votato dal Consiglio, dalla massima assemblea della nostra democrazia statutaria in Sardegna, il Consiglio regionale, il 24 di ottobre. È stato presentato da Luca Pizzuto, che non poteva partecipare stasera perché è impegnato a Carboni, immagino ci sia Carbonia Film Festival, penso sia questo il motivo, ma ancora meglio abbiamo la persona che ha scritto questa mozione, Roberto Mirassola. Vi ringrazio, ma innanzitutto ringrazio Sinistra Italiana per l'invito. Sinistra Futura, come ha preannunciato prima Roberto, è molto sensibile al tema della pace. L'abbiamo scritta insieme la mozione, l'abbiamo presentata insieme anche con AWS e con altri, e insieme si è arrivata al punto che la regione Sardegna riconoscesse lo Stato della Palestina. Quindi una notizia positiva, quantomeno, rispetto a quello che stava dicendo Futura. Perché il problema è politico. Il pensiero dominante che noi oggi abbiamo in Europa è quello militaresco. Tu l'hai detto, il piano Draghi fa non solo espresso riferimento al concetto di industrializzazione per le armi, produzione di armi, ma anche al concetto di sicurezza. Sicura come se fossimo circondati e aggrediti da non so quale cattivo paese che ci deve invadere. Questo non esiste. Quindi il problema che noi dobbiamo fare è iniziare un ragionamento politico a sinistra, che inverta la tendenza oggi del pensiero di guerra che possa risolvere i conflitti. Dobbiamo ricostruire il pensiero di pace. Ed è difficile, perché anche la sinistra tedesca e i verdi tedeschi, per esempio, sono favorevoli alla pace. E quindi è un compito arduo quello che ci aspetta. Possiamo discutere, e non è un caso che tu hai citato che il ministro della difesa lituano è pronto ad entrare in guerra, perché noi abbiamo proceduto, abbiamo parlato diverse volte in diversi incontri, Matteo che penso che poi parlerà dopo di me. L'allargamento all'est dell'Europa è stato fatto forse con troppa facilità. I paesi baltici dell'est Europa hanno diverso vissuto rispetto ai rapporti con la Russia, però noi dobbiamo trovare una soluzione politica. Possiamo dare una lettura che la NATO si è allargata troppo arrivando al ridosso della Russia, oppure partire la parte ucraina che dice che gli armamenti nucleari del 91 sono stati presi dalla Russia ma non sono stati rispettati i patti. Però è un fatto che esiste un problema di minoranze, dopo il crollo e l'implosione dell'Unione Sovietica, di minoranze presenti in determinati territori, quali l'Ucraina,
il Nagorno-Karabakh, Matteo ci parla sempre, l'Ossetia, anche l'ex Jugoslavia, che ha fatto sì che nascessero poi dei conflitti a partire dalla Jugoslavia in poi. Quindi il problema non può che essere risolto politicamente, si deve tener conto di questo problema, ma la soluzione non possono essere le guerre. Il discorso poi in Palestina, noi non possiamo pensare come Europa di continuare la politica delle due vie, cioè l'Ucraina si può armare e invece il genocidio che sta verificando in Palestina si tace su quello che combina Israele. Non è pensabile che il governo israeliano debba portare avanti oggi l'espansionismo della grande Israele biblica, perché non esiste. Non può essere rivendicata una terra sulla legge di Dio. E dobbiamo considerare che sono inaccettabili, anche per la normativa israeliana, gli insediamenti presenti oggi in Cisgiordania. Io credo che si debba partire quindi da un cessate il fuoco che deve essere imposto ad Israele, ma un primo passo che deve fare lo Stato di Israele sotto costrizione nel mondo è quello sicuramente che si deve partire da un riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Israele. Questo come primo passo, perché non può essere sufficiente. E si deve pensare a delle risoluzioni di pace che possono anche non soltanto riproporre gli accordi di Oslo, perché gli accordi di Oslo sono del 95, ma riniziare un processo di pace che possa garantire la pace duratura in Palestina, a partire dalla giustizia che deve essere presente nello Stato palestinese, da riconoscere. E perlomeno nel nostro piccolo, la Regione Sardegna qualche cosa l'ha fatto. E la Sardegna in tutto questo discorso della pace cosa c'entra? Prima tu hai detto, forse con impeto, la fabbrica delle bombe a Domus Nord. Allora, c'è stata una una manifestazione della pace il 26 di ottobre. L'intento è quello di costruire, perché ci stiamo lavorando, perché ci crediamo e ci sono dei relatori più presenti oggi in sala, di costruire un comitato permanente sui temi della pace. Quindi c'è stata la manifestazione il 26 di ottobre, ci sarà il 23 novembre, qui Antonello Murgia ce lo ricorderà, la terza marcia mondiale sulla pace. Ma l'intento è superare le singole giornate, ma per iniziare a discutere di quello che tu hai detto prima, vediamo di trovare le parole giuste. Insomma, esiste la fabbrica delle bombe e delle RVM in Sardegna, ma dobbiamo essere capaci di discutere trovando un'alternativa credibile di riconversione industriale. Il tema è delicato, deve essere affrontato con la massima serietà e deve essere fatto con il coinvolgimento di tutte le forze politiche. Il comitato si deve prendere questo impegno di essere permanente, di essere solido, di consolidarsi e di portare avanti queste tematiche con serietà affinché si coinvolga anche la regione che possa dire la sua in materia. Così come per quanto riguarda il discorso delle basi militari. Ma ripeto, gli argomenti devono essere trattati senza superficialità. È necessario garantire anche un'alternativa ai lavoratori che lavorano in quelle fabbriche. Chiaramente tutti noi siamo contrari alla fabbrica delle bombe, però un piano industriale serio deve essere proposto. Questo lo possiamo fare se siamo tutti uniti, se iniziamo a partecipare, rivolgo l'appello alle associazioni e ai partiti più presenti, alle riunioni del comitato e a dare respiro continuo a questa iniziativa che stiamo cercando di portare avanti. Grazie. Grazie a Roberto Mirazzoni, responsabile pace di Sinistra Cultura. Ora vorrei chiamare il mio amico Matteo Meloni qui al tavolo. Matteo Meloni, io ritengo sia uno dei migliori giornalisti che si occupano dell'area del Medio Oriente, a cui come Manifesto Sardo abbiamo espresso la nostra vicinanza e la nostra solidarietà per un trattamento secondo me contrario all'etica, all'umanità, al senso della decenza che dovrebbe contraddistinguere ogni organo di informazione libero e non condizionato da interessi. Penso che chi scrive di Palestina, chi scrive di Medio Oriente, chi scrive di guerra, chi
scrive con gli occhi delle popolazioni che vivono lo sterminio, scrive con gli occhi delle popolazioni che vivono le sopraffazioni, il genocidio debba essere rispettato. E questo è un appello che faccio anche a nome di questa festa. Io penso che tutte le organizzazioni che sono presenti all'interno di questa festa, da chi ha portato il banchetto, da chi ha organizzato, da tutta la comunità delle persone di Mediterraneo, l'appello affinché vengano rispettati i diritti dei giornalisti che scrivono delle persone più deboli, delle persone più fragili del nostro mondo. Roberto, grazie mille per questo graditissimo invito e ancora grazie infinitamente per la solidarietà per il caso di censura che purtroppo mi ha visto in qualche modo protagonista, ma devo dire che non è nulla di nuovo, nel senso, sono arrivati a me, sono arrivati davvero a tanti altri, ma soprattutto la censura legata poi al tema Israele è qualcosa che va avanti davvero da tanti anni, con una censura davvero molto generalizzata, in particolar modo in ambito accademico, dove in tanti non possono esprimersi liberamente nel raccontare quelle che qui sono le dinamiche che portano avanti le politiche sioniste, che sono dunque politiche fasciste, che dunque sono politiche che dovrebbero essere totalmente distanti da quella che è la nostra, il nostro set valoriale, ecco, in quanto antifascisti nati in questa Repubblica, che è una Costituzione antifascista, per giunta pacifista. Ora, gli interventi che mi hanno preceduto mi limitano poi in quello che posso effettivamente dire. Tuttavia, posso, canto mio, ricordare che effettivamente il mondo che viviamo, che è un mondo caotico, un mondo diplomatico davvero estremamente complicato, ahimè, poggia le sue fondamenta su una grande ingiustizia, cioè quello di aver creato un'architettura internazionale basata poi ad uso e costume, ad uso e consumo, quindi di fatto rappresentando la faccia proprio di quel mondo occidentale che di fatto poi ha vinto la seconda guerra mondiale, quindi istituendo organizzazioni come il Fondo Monetario Internazionale, istituendo organizzazioni come la Banca Mondiale legata alle Nazioni Unite, un Consiglio di sicurezza che, come ben sappiamo, necessita da tempo di una riforma profonda e anche sempre più urgente, per poi arrivare a tanti altri organismi che di fatto poi regolano le relazioni internazionali. E oggi vediamo come il mondo sta effettivamente collassando, quel tipo di mondo sta collassando proprio davanti a quelle che sono quelle sensazioni di riscatto di numerose popolazioni, di numerose nazioni che poi si sono sempre viste in qualche modo non protagoniste dal secondo dopoguerra in poi. Di fatto noi abbiamo costruito una società delle relazioni internazionali basata sui nostri interessi, che hanno portato poi a un senso di ingiustizia davanti a casa nostra proprio, dove siamo nel Mediterraneo, questo festival si chiama Mediterranea, parlando proprio di tutto ciò che avviene dall'altra sponda, ci fa capire che noi di fatto abbiamo sbagliato totalmente in quello che è stato l'approccio anche di carattere economico verso quel tipo di popolazioni, verso quel tipo di realtà che di fatto dovrebbero essere totalmente dialoganti con noi. Di fatto ce le siamo inimicate, portando avanti guerre, portando avanti finanziamenti o anche prestiti che poi sono difficili da ripagare, ciò che avviene in seno al Fondo Monetario Internazionale. Ecco, tu la prima parlava dei finanziamenti che stanno avvenendo poi in ambito guerra e in ambito armamenti. Di fatto quel famoso concetto di follow the money ci fa capire poi dove il mondo sta andando. È stato detto molto meglio di quanto potrei ripeterlo io. Tuttavia, ricordo tristemente le parole di Benito Mussolini, nel 1938 parlò di o burro o cannoni. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo appunto prosperare in una società dove si può produrre qualcosa che possa dare da mangiare alla gente, oppure dobbiamo vivere in una società che in realtà si arma fino in fondo. Nel 1938 andò come andò, lo sappiamo molto bene purtroppo. Di fatto a me sembra che invece stiamo andando in una direzione nuova, di nuovo 38, di nuovo mondo distopico probabilmente, visto che, come disse Borrell qualche mese fa, o qualche anno fa, noi siamo l'Europa, noi siamo il giardino dove ci sono i diritti, quello che c'è fuori dall'Europa è arido, è deserto,
Ma dato che si parla di i diritti sono universali, quindi io mi chiedo, un diritto posso farlo valere solo se poi è un diritto umano. Sto a casa mia, sono nel mio continente, non posso pensare che sia valido per chi sta in Tunisia, ad esempio, che dista poco più di 100 km da Cagliari, per giunta. Posso pensare che la destabilizzazione che è stata portata avanti purtroppo in seno alla NATO, con l'intervento ad esempio in Libia, avvenuto alcuni anni fa, che poi ha portato a una disfatta della Jamahiriya gheddafiana, che poi ha portato a tutto il resto delle tristemente ribattezzate primavere arabe, con un collasso generale di tutti quei regimi che fino a un giorno prima erano di fatto nostri alleati e che da un giorno all'altro abbiamo visto come nemici. Dobbiamo davvero capire, secondo me, come mondo occidentale, e se mi sembra anche assurdo ancora una volta dover parlare di un mondo occidentale come se fosse quindi contrapposto a un altro mondo. Poi tra l'altro proprio noi che di fatto siamo la casa dei diritti. Quindi mi fa ancora più rabbia pensare che l'Europa che abbiamo sognato, che abbiamo probabilmente anche auspicato, che abbiamo anche vissuto per un lungo tempo, ora si sia trasformata in un'Europa della guerra, in un'Europa bellica, che si sta spingendo sempre più poi a cosa? Uno scontro con l'arcinemico storico della guerra fredda, la Russia, che era russa, ma che paradossalmente quella guerra è rimasta veramente fredda. Certamente con guerre di procura avvenute in tanti altri contesti, tuttavia non è mai stato sparato un colpo di pistola tra le due parti realmente. Ora ci stiamo veramente arrivando. Ci stiamo arrivando per giunta per cosa? L'invasione della Russia in Ucraina ha cambiato tutto, evidentemente. Certo, è successo in un contesto storico successivo al periodo Covid, quindi il mondo già in quella fase è cambiato profondamente, con accuse reciproche anche legate al virus, con accuse varie ed eventuali che poi sono rimbalzate da una parte all'altra dell'oceano, in particolare tra Stati Uniti e Cina, con Donald Trump che fece una campagna elettorale già tra il 2015 e il 2016 parlando di Cina. Su YouTube potete trovare un video fantastico, molto divertente, però abbastanza eloquente di quello che era poi la prospettiva statunitense verso quell'area, ovvero un mashup, diciamo, un mix di tutte le volte che Donald Trump ha parlato di Cina in campagna elettorale. C'è questo video dove si sente solamente China, 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 rivolgendo l'attenzione verso quel mondo. Però poi l'invasione della Russia in Ucraina ha di fatto modificato lo status quo internazionale che era rimasto intatto per lunghi anni e l'ha fatto, tra l'altro, attraversando il confine di un territorio nazionale che aveva una sovranità del tutto sbagliato, quindi del tutto condannabile. Certo, la storia è ampia, ci sono delle motivazioni dietro questo tipo di azione, potremmo parlarne, ma chiaramente diventerebbe troppo lungo discuterne. Però pensare che in questo momento storico viviamo un contesto come quello in Ucraina e in questo stesso momento storico viviamo quello che sta avvenendo in Gaza in particolare. Se pensiamo poi a quelli che sono i venti di guerra nell'Indo-Pacifico, se pensiamo a riarmo tra l'altro che sta avvenendo anche in Giappone, storica nazione che tra l'altro ha sempre di evitare questo tipo di ragionamenti, ma che è stata trascinata per la giacchetta proprio per quelle che sono le azioni della Russia in Ucraina. Chiaramente le prospettive non sono positive ed è fondamentale che chiaramente rivolgere un appello per una nuova governance internazionale. Ma purtroppo credo che l'Europa sarà sempre più sola, soprattutto adesso che ha rivinto Donald Trump negli Stati Uniti, un'elezione tra l'altro a mio avviso abbastanza scontata e piuttosto attesa, dato che di fatto le prospettive erano tra un candidato centrista che forse era anche più a destra del centro e un altro populista che era appoggiato da suprematisti bianchi, movimenti della teoria del complotto come QAnon, e però anche da una grande fetta di popolazione che si è sentita di fatto spaventata da un certo tipo di campagna elettorale portata avanti poi dai democratici, che non hanno ascoltato invece il messaggio probabilmente ancora più corretto, che all'interno delle loro stesse fila esisteva, ovvero quello dei progressisti democratici alla Bernie Sanders, che tra l'altro ricordiamo è un personaggio meraviglioso nella sua ebraicità, è antisionista, non è mai andato a parlare all'AIPAC, ha votato contro l'invasione dell'Iraq a suo tempo,
uno dei pochi senatori che votò contro, tra l'altro, degli altri, e che parla di pace, e che parla di stop ai finanziamenti verso Israele, e che parla in generale di stop dei finanziamenti al complesso militare statunitense. Quindi credo che davvero le prospettive siano purtroppo molto negative. L'Europa, come al solito, si ritroverà a essere, in quella che è la metafora spesso utilizzata, un vaso di coccio tra due vasi di ferro, che sarebbero appunto gli Stati Uniti e la Cina, mercato col quale, mondo con il quale cerchiamo di dialogare purtroppo sempre di meno, anche tagliando le possibilità di accordi reali. Ricordo il CAI, il Comprehensive Agreement on Investment, era quasi stato firmato sostanzialmente tra Bruxelles e Pechino, ma che fu fermato perché l'Unione Europea, che si è dotata di uno strumento molto interessante, che si chiama un regime sanzionatorio globale sui diritti umani, perché la Cina è accusata di compiere un genocidio nei confronti dei musulmani dello Xinjiang, definiti uiguri. Ora, l'Unione Europea è stata capace di firmare un accordo commerciale, il CAI, con la Cina, perché si parla di un genocidio degli uiguri in Cina, nella regione dello Xinjiang. Abbiamo ancora pochi dati su questo, diciamo che si parla di campi di lavoro nei quali purtroppo appunto questa minoranza viene inserita. Poi pensiamo al caso del rapporto tra l'Unione Europea e Israele, che sta commettendo un genocidio, che ha ucciso oramai circa 50.000 persone e che secondo The Lancet, quindi non secondo qualche organizzazione necessariamente focalizzata, ma secondo un giornale scientifico, una rivista scientifica tra l'altro del mondo scientifico letteralmente, in prospettiva i morti saranno 187.000. Ora, possibile che noi non fermiamo dunque gli accordi, il legame, qualunque tipo di associazionismo con il regime sionista di Israele, dopo tutto ciò che abbiamo visto nel corso di quest'ultimo anno, ma soprattutto è possibile che ci si sia svegliati solamente dopo 50.000 morti a capire che probabilmente qualcosa non stava andando in quella realtà che vede una popolazione occupata da oltre 70 anni? Grazie. Grazie a te, Matteo. Questa è una domanda che dovremmo porci tutti, anche le persone che partecipano a questo dibattito. Vorrei chiamare Antonello Murgia, coordinatore regionale delle ANPI della Sardegna, a cui abbiamo chiesto di parlare della Marcia Mondiale della Pace e della non violenza che coinvolgerà anche la Sardegna. Grazie Roberto, grazie agli organizzatori per l'invito. Voglio dire anche qualche altra cosa, però partiamo dalla Marcia Mondiale. È una marcia che è stata organizzata per la prima volta dal movimento umanista nel 2009. Inizialmente si pensava di fare con una cadenza decennale e quindi la seconda marcia che noi poi abbiamo organizzato, di cui abbiamo organizzato la tappa cagliaritana appunto nel 2019, a quella poi, dato il precipitare della situazione internazionale, è successo che la terza sia stata anticipata a quest'anno. È partita il 2 di ottobre. Il 2 ottobre è una data simbolica per il movimento non violento perché è la nascita di Gandhi e quindi tutte e tre le marce sono partite il 2 ottobre. Questa si concluderà, è partita la città San José di Costa Rica, tornerà per concludersi lì il 5 di gennaio e nel percorso che in questo momento farà in giro per il mondo, attraverserà anche l'Italia, in particolare in questo mese in Italia, quindi a Cagliari abbiamo stabilito di farla il giorno di 23, quindi sabato prossimo,
alle 17 da Piazza Garibaldi, quindi tutti quanti siamo invitati a partecipare. Le vie Garibaldi e via Manno per concludersi in Piazza Ienne. È un momento questo abbastanza difficile, perché nel mentre che cerchiamo di opporci alle guerre che continuano, che crescono, invece non riusciamo quasi a tenere il passo degli investimenti che vengono proposti in armamenti e il direttamento di finanziamenti dall'esigibilità dei diritti fondamentali verso l'industria della guerra. Mi riferisco in particolare al rapporto che l'Unione Europea ha commissionato a Mario Draghi un annetto fa e che lui ha presentato il 9 di settembre all'Unione Europea, e poi c'è stato anche il summit di Budapest 8 giorni fa. Dice Draghi che, per essere sicuri, mi guardo magari ciò che ha scritto, il rapporto di due parti. Nella seconda parte ce n'è una che è di politiche settoriali, il punto 7 è quello che riguarda la difesa, e dice: il settore della difesa rappresenta anche un importante motore di innovazione per l'intera economia. Cioè qui siamo tornati a Clausewitz, siamo tornati alla guerra come un altro modo per proseguire la politica, cioè abbiamo abbandonato completamente quella cultura di diritti fondamentali che era stata instaurata dopo la seconda guerra mondiale, quando nacque la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nacque l'ONU e nacque anche la nostra Costituzione. Ecco, rispetto a questo siamo tornati assolutamente indietro. Ci viene proposto di armarci, di spendere in armi, perché questo tira anche l'economia, migliora anche il resto. Poi figuriamoci se questo è vero, no? Io me ne sono appuntato un po'. Nel 2023 c'è stato il dirottamento dei fondi del PNRR destinati alla sanità, no? È una cosa che nel 2022 il governo Draghi aveva destinato soprattutto alla territorializzazione della sanità. Per il 20 e il 27% di quei fondi sono stati dirottati, complice ovviamente Ursula von der Leyen, perché essendo fondi europei doveva avere l'accordo dell'Unione Europea, e sono stati dirottati verso la guerra. Nell'ottobre del 2024, quindi il mese scorso, è stata presentata la legge di bilancio del 2025, 4,6 miliardi sui 5,8 residui del fondo automotive che era del 2022, è stato proposto il dirottamento verso la produzione di aerei e navi da guerra. 3 giorni fa la Camera ha fatto il GCAP, Global Compact Air Program, che era stato votato e firmato a Tokyo nel dicembre 2024, e allora con questa approvazione della Camera adesso ci troviamo con 7 miliardi e 526 milioni da spendere per i nuovi caccia di 7ª generazione. La faccio breve, non vi dico altri esempi. Tutti questi fondi sono fondi che la spesa militare succhia dagli altri settori, cioè sono fondi che vengono tolti alla sanità, all'istruzione, alla giustizia, eccetera. Su questo noi cerchiamo, nel nostro piccolo, di
intervenire, di fare informazione, e dico, quindi il 23 sabato alle 17 ci ritroviamo, qui magari ne parlerà senz'altro Giorgio Quintus, però c'è anche il 10 dicembre con Roberto e con Gisella Tricas, da 10 anni a questa parte abbiamo organizzato una cosa che si chiama il mese dei diritti. Quest'anno poi, presi da mille altre cose, appunto da questa guerra che ci travolge, non abbiamo fatto niente. Poi con Gisella pensato che potevamo come mese di diritti aderire alla giornata del 10, quando ci sarà appunto il collettivo che in particolare che fa capo a Rete Pace e Disarmo, Rete Italiana Pace e Disarmo, che organizza appunto la giornata dei diritti umani fondamentali e chiede nuovamente che si terminino le guerre. Ecco, aderiamo appunto al mese dei diritti e cerchiamo di organizzare, di non perderci di vista, perché la situazione effettivamente è complicata. Grazie. Grazie ad Antonello Murcia, coordinatore regionale coordinatore regionale dell'AMPI, dato che l'hai citato tu, ricordando questi due appuntamenti, sabato 23 novembre e il 10 dicembre. Chiamerei Giorgio Pintus. Giorgio Pintus è segretario della Camera del Lavoro della CGIL di Cagliari, con cui insieme alla CGIL di Cagliari abbiamo avviato un percorso di confronto, di analisi, di riflessione sui temi della guerra, che poi ha portato con numerose organizzazioni, sindacati, partiti e organizzazioni pacifiste non violente antimilitariste alla manifestazione del 26 ottobre a Cagliari, che si è svolta in 7 piazze italiane in contemporanea dal titolo Il tempo della pace è ora. Prego. Grazie Roberto, grazie per l'invito che ci avete rivolto, che abbiamo molto gradito ed apprezzato. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno tratteggiato ampiamente le caratteristiche drammatiche della crisi che le nostre società, i nostri paesi stanno attraversando. In un periodo che viviamo, che pare attraversato da rischi maggiori che in qualunque altro momento dal dopoguerra, e che già adesso produce terribili perdite di vite umane, anche di bambine e bambini, le più ingiuste ed inaccettabili, distruzione di immensi valori materiali per conseguire i quali erano occorsi decenni di lavoro, una ristrutturazione dei poteri planetari verso il complesso militare industriale che accentua e aggrava la tendenza all'allargamento della forbice tra i super ricchi e la quasi totalità del resto della popolazione del pianeta. La CGIL, come sempre ha cercato di fare nella sua storia, cerca di essere chiara su questi temi e sono sicuro che mi risparmierete il compito di dover sintetizzare a voi, come dire, i pronunciamenti della nostra organizzazione e del suo segretario generale, che in questi anni si esprime con accenti di crescente e vorrei dire radicale preoccupazione, anche personale, per quanto accade e per le contraddizioni che i processi nei quali siamo coinvolti aprono per tutti e aprono anche per il movimento sindacale. Risparmio a voi di evocare i dati del crescente investimento nella spesa militare, che si chiede di aumentare, e quelli del definanziamento nella spesa sociale, nella spesa sanitaria e nella istruzione, nel nostro paese e non solo. Io trovo utile questo momento in una prospettiva particolare che riguarda
la costruzione della risposta alla domanda che fare. Apprezzando che Alleanza Verdi Sinistra di Cagliari abbia voluto nel suo primo momento di festa e di confronto con i militanti e con i cittadini discutere di guerra. Lo dico perché secondo me la sfida più rilevante davanti alla quale ci troviamo nel nostro tempo è proprio quella della costruzione di un rinnovato movimento per la pace e per il disarmo. Prospettiva e sfida per la quale, peraltro, a mio modestissimo parere, non è necessario, diciamo così, è utile tornare a guardare a quali pensieri, a quali elaborazioni e a quali intuizioni si sono accumulate nel corso della nostra storia. Credo che non sia espressione di nostalgia verso storie e partiti e uomini che non ci sono più ricordare le idee di Berlinguer, che mi pare che in occasione della sua relazione al 14° congresso del PC tenutosi a marzo del 75 rifletteva sulla novità, sulle novità che si affacciavano sulla scena internazionale, proponendo delle analisi che a mio parere stupiscono ancora per la loro lungimiranza e dopo 50 anni per l'attualità nelle loro essenziali intuizioni. Il riconoscimento del ruolo straordinario del movimento delle donne per la libertà e l'emancipazione di tutte e di tutti, per un uomo che da giovane aveva proposto alle ragazze e alle giovani donne del PC la Santa Maria Goretti come modello da imitare. Il riconoscimento dell'ambientalismo come orizzonte politico e culturale che doveva generare l'attenzione delle forze di progresso, rese consapevoli del limite delle risorse naturali e della iniquità dello sfruttamento cui allora come oggi sono sottoposte. Il riconoscimento del sentimento religioso come straordinario collante e motore di motivazione di vita per milioni di persone. L'affermarsi di una spinta all'emancipazione e all'autodeterminazione dei popoli dei paesi del sud del mondo, con l'affacciarsi del movimento dei paesi non allineati, oggi parliamo dei BRICS, con la conseguenza della messa in discussione degli equilibri post-coloniali sui quali si era fondata la divisione internazionale del lavoro, della produzione della ricchezza e del potere. C'era in Berlinguer qualcosa che ha detto anche il nostro amico quando è intervenuto prima parlando della riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. C'era l'affermazione della necessità di una nuova forma di governo mondiale fondato sul multipolarismo e su una concezione della sicurezza come bene comune indivisibile che attraverso la partecipazione attiva di popoli e governi fino ad allora esclusi e sottomessi potesse portare alla riforma delle Nazioni Unite e alla realizzazione di una intuizione che si trova molto ben scritta nel carteggio Einstein-Freud sul perché della guerra. Una prevenzione sicura della guerra è possibile solo se gli uomini si accordano per costituire un'autorità centrale al cui verdetto vengano deferiti tutti i conflitti di interessi. Ma come realizzare una prospettiva di queste dimensioni? Senza inopportune semplificazioni in cui non mi sento affatto autorizzato. Mi pare che indicasse, tra molte altre necessarie azioni, una sfida che riguarda ancora noi, oggi, cioè la necessità di un movimento per la pace, il disarmo e lo sviluppo, che si fondasse sulla partecipazione di centinaia di milioni di donne e di uomini, oggi dovremmo dire miliardi, di governi, di istituzioni internazionali, della scienza, delle forze economiche, civili e spirituali, che mettano al centro del loro agire lo sviluppo della persona umana, la giustizia, il disarmo e la pace. Non sta certo a me provare a riassumere la storia di movimenti che si sono succeduti dagli anni '80, da quello contro gli euromissili ai movimenti sulla globalizzazione, ai movimenti sul nucleare, sull'acqua, sulla scuola, sul diritto allo studio, nel nostro piccolo sulla presenza della base USA di La Maddalena e sul vulnus che essa realizzava sull'ordinamento del nostro paese e sulla sua sovranità. Mi piace solo osservare che dovendo riflettere sul che fare oggi, per il presente e per preservare un futuro ai nostri figli, occorre ripensare con quell'ampiezza e con quel senso di responsabilità planetario e insieme locale e territoriale. Occorre rinnovare il movimento per la pace,
cosa che significa anche difendere, cambiandolo profondamente dove è necessario, il nostro welfare, la nostra sanità, il nostro sistema di istruzione, un tessuto produttivo che deve generare lavoro anche nuovo, ma ricco di un senso condiviso nel rispetto della sostenibilità sociale e ambientale. Sfide che fanno parte di un percorso cui la CGIL cerca di dare un proprio contributo, anche a Cagliari in Sardegna. Il 29 novembre si terrà uno sciopero generale proclamato da CGIL e UIL contro le scelte ingiuste e sbagliate del governo, con una manifestazione che terremo a Cagliari da Piazza Garibaldi fino a Piazza del Carmine, con la quale speriamo di incontrare tanti di voi. Io credo, e concludo, che la sfida sia quella di costruire in Sardegna, nelle sue città, nei suoi paesi, un grande e pluralistico cantiere di lavoro sociale, politico, culturale ed istituzionale. Uno sforzo collettivo che crei quei legami emotivi che tengono insieme una comunità e che sono la vera e unica alternativa alla coercizione violenta ed autoritaria. Per questo dobbiamo sentirci tutti impegnati a generare legami, connessioni, alleanze, gruppi di progetto, abbandonare, almeno da parte nostra, linguaggi inutilmente contundenti e praticare assieme il conflitto e il linguaggio dell'accordo. Si può essere efficaci. Grazie. Grazie a Giorgio Pintus, segretario della CGIL di Cagliari. Vorrei ricordare che una cosa importante a cui anche il Manifesto Sardo, l'Alleanza Verdi e Sinistra, tutte le organizzazioni che hanno aderito all'organizzazione di questa festa stanno sostenendo. Il 29 novembre del 2024 ci sarà un importante sciopero generale ed è dovere di ognuna e ognuno di noi sostenerlo, partecipare alla manifestazione regionale che si svolgerà a Cagliari alle 9 con un corteo da Piazza Garibaldi e con interventi da Piazza del Carmine. Lo dico anche esprimendo forte preoccupazione per l'attacco violento e aggressivo da parte del governo e non solo, da parte anche dei giornali e del sistema mediatico dell'estrema destra, che sta diventando un unico sistema mediatico, contro la CGIL e contro il segretario Maurizio Landini. Noi non ci facciamo attaccare facilmente e siamo solidari con la CGIL e con il segretario Maurizio Landini. Ora vorrei chiamare al nostro tavolo Cinzia Guaita e Arnaldo Scarpa. Li chiamo insieme. Arnaldo Scarpa è il cofondatore del Comitato Riconversione della RVM per il lavoro, la pace e lo sviluppo sostenibile. Cinzia Guaita è la co-presidente della rete Wild Free, una rete che si pone degli importanti obiettivi come promuovere una nuova economia civile, sostenibile e libera dalla guerra in Italia e nel mondo a partire dalla Sardegna. Io ho avuto l'onore e il piacere di partecipare a un primo evento organizzato con l'Università di Cagliari alla Facoltà di Scienze Politiche, in cui per la prima volta ho sentito un percorso di superamento della fabbrica di bombe RVM e di tutte le fabbriche di bombe e di tutta l'economia di guerra, non attraverso parole, ma attraverso dei progetti concreti di una nuova economia sostenibile che si basa sulla pace e sul lavoro buono legato alle specificità dei territori. Arnaldo Scarpa. Grazie Roberto, buonasera a tutti, grazie a chi ha organizzato questo momento che ci consente di andare in dialogo con tutti voi, in dialogo costruttivo come sempre ha caratterizzato la nostra iniziativa.
Ecco, voglio precisare che cofondatori del Comitato per la riconversione del RVM siamo stati in tanti, anche Cinzia. Attualmente condividiamo anche la responsabilità di portare avanti un'iniziativa che è nata dal Comitato di Conversione, che si chiama appunto Rete War Free, il libro della guerra, di cui poi vi parlerà più approfonditamente lei. Io voglio soltanto ricordare che nel 2017 20 organizzazioni della società civile di varia ispirazione religiosa, laica, di sinistra o anche non schierata politicamente, hanno dato vita a questo comitato, convinti tutti quanti che ci fosse una necessità etica per farlo. Ecco, non l'economia dei profitti, non altro ci ha portato ad unirci in quel momento, ma un sussulto, una spinta etica profonda di fronte ai fatti di cui venivamo a conoscenza proprio allora. Ecco, cosa era successo? Era successo che nel 2016 un giornalista americano, Malachi Brown, aveva documentato una strage in Yemen causata da una bomba targata Sardegna. Le bombe nascono con delle targhe, appunto, con delle etichette metalliche che ne identificano la provenienza. Quindi era stato possibile dimostrare, documentare che una famiglia intera, e ovviamente anche molte altre, ma la documentazione riguardava una, era stata sterminata da una bomba prodotta qui vicino a noi, vicino alle nostre case. Io sono di Iglesias, la fabbrica si trova a Domus Novas, a pochissimi chilometri da Iglesias, anche se è quasi nascosta, e si è sviluppata in questo nascondimento sia mediatico che geografico, perché è nascosta da una collina. Ecco, però di fronte a quel fatto abbiamo sentito che non potevamo stare fermi, ci siamo dati da fare per coinvolgere tutte le organizzazioni che avrebbero potuto unirsi a noi, e abbiamo ragionato con un'ottica pragmatica. Ci siamo dati un nome che, diciamo, identifica immediatamente l'obiettivo, quindi la riconversione, ma abbiamo capito anche subito che la riconversione è qualcosa di complesso ed è qualcosa anche che non parte dagli aspetti tecnici, non può partire dagli aspetti tecnici, parte o da motivazioni economiche o da motivazioni etiche o ecologiche. Cioè, qualcosa si deve riconvertire o perché non funziona, non è sostenibile economicamente, o perché comporta dei danni tali da richiamare le istituzioni, il pubblico, i cittadini ad adoperarsi per sostituire quell'attività produttiva. Ecco, quindi rispetto a questo voglio dire qualche cosa che vorrebbe sgombrare il campo da un equivoco. L'equivoco che si devono studiare dei modi per riconvertire una fabbrica perché altrimenti diventa non praticabile quel percorso. Ad un certo punto si dovranno studiare, ma le motivazioni e la spinta che rende praticabile il percorso, doverosamente praticabile, è ben altro dalla trasformazione tecnica che poi potrebbe, diciamo, attuarsi perché quell'attività produttiva non sia più basata sulla morte di qualcuno, ma sia invece rivolta al benessere di tutti. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Le attività produttive, il lavoro vero devono puntare al benessere di tutti e non possono essere delle estrazioni di valore e di un valore fondamentale come la vita per portare da un'altra parte nelle tasche di pochi ricchezza o semplice sostentamento. Quindi si tratta di una fabbrica che in questo momento occupa 100 persone stabili, dipendenti dell'RVM, intorno alle quali si aggiungono un certo numero di lavoratori interinali che vengono assunti per pochi mesi in deroga a qualsiasi principio che riguarda, diciamo, i diritti fondamentali dei lavoratori, per cui nessun lavoratore può essere preso o nessuna attività produttiva può essere costituita, come nel caso specifico, da 70%, da oltre il 60% di lavoratori interinali in maniera continuativa. Lì ci sono delle norme che impedirebbero di fare questa strutturazione
occupazionale, e invece la fabbrica va avanti così. Poi, altro elemento, la fabbrica si espande sul territorio ed economicamente grazie ad una serie di illegalità. Ecco, il secondo governo Conte accorgendosi, diciamo, sulla spinta di parlamentari di diverse forze politiche, sulla spinta dei gruppi pacifisti italiani e internazionali, ad un certo punto ha preso atto dell'illegalità fondamentale che esisteva in quella produzione, che era quella di esportare bombe verso un paese in guerra. Le bombe, l'80% della produzione di RVM andava all'Arabia Saudita, che li utilizzava nella guerra in Yemen. E questo era evidentemente contrario ai principi della legge 135/90, che regola il traffico, l'esportazione, la produzione e l'esportazione di armi. Quindi prima illegalità. Seconda illegalità, fabbrica che andava avanti senza valutazione di impatto ambientale. Le autorizzazioni erano autorizzazioni e sono autorizzazioni provinciali, le vecchie AUA, che non prendevano in esame la realtà dei fatti. Cioè noi stiamo parlando di tonnellate di esplosivi ad alto potenziale che attraversavano già allora le strade della Sardegna in ingresso e in uscita, perché l'esplosivo non veniva neppure prodotto in fabbrica, veniva soltanto acquistato da paesi esteri e poi viene trasformato all'interno della fabbrica, arrivando a ottenere nuovi prodotti classificati come nuovi prodotti chimici, quindi con reazioni chimiche, ma dopo aver comunque attraversato anche in ingresso le nostre strade, dal porto di Cagliari, dall'aeroporto, insomma tutta una serie di illegalità, anche edilizie, licenze rilasciate dai comuni di Iglesias e di Domus Novas senza richiedere le necessarie, senza fare le necessarie valutazioni, tant'è vero che il Consiglio di Stato ha dichiarato l'irregolarità di queste licenze. Attualmente esistono 2 grandi capannoni che la fabbrica non può utilizzare, sta cercando di essere autorizzata dalla regione a farlo, ma non le può utilizzare perché non sono regolarmente, non sono in regola. Allora, cosa voglio dire anche per concludere questo breve excursus? Attenzione, perché dalle notizie che ci arrivano, gli uffici regionali potrebbero autorizzare anche l'utilizzo di questi capannoni. La fabbrica a quel punto potrebbe anche raddoppiare l'occupazione, potrebbe diventare sempre più difficile fermarla, sempre più difficile riconvertirla e potrebbe incrementare ulteriormente la produzione di armi che continua ad andare verso i paesi in guerra, addirittura con accordi con Israele, perché il gruppo Rheinmetall di cui fa parte ha accordi con un'industria israeliana che ha brevettato dei droni che vorrebbero costruire nella fabbrica di Domus Novas. Quindi diciamo che lo scenario è sempre più preoccupante. L'unico momento in cui la possibilità della riconversione si era avvicinato è stata in occasione nel 2019, quando quelle licenze erano state definitivamente annullate, e allora sarebbe potuta intervenire la politica, sarebbero potuti intervenire i sindacati, l'opinione pubblica avrebbe potuto fare una pressione importante per avviare un processo di riconversione, ma soltanto perché la proprietà era in crisi. Cioè, di fatto, quello stabilimento non poteva più produrre per l'80% della sua capacità produttiva, perché quelli ordinativi erano bloccati. Allora si poteva intervenire. Adesso probabilmente non si può intervenire, sicuramente non in tempi brevi, e l'unica cosa che si può fare è affermare con forza il principio etico del ripudio della guerra, che di conseguenza dovrebbe comportare l'avvio, diciamo, di un processo di riduzione e di riconversione delle produzioni nello stabilimento di RVM, come in tutti gli altri stabilimenti di armi in Italia, a partire da Leonardo. Questo. Grazie a Mario Scappa del Comitato di Conversione RVM per la pace e il lavoro. Cinzia Guaita della rete Warteam.
Ecco, arrivati a questo punto, quando ci siamo resi conto che anche in presenza di condizioni molto favorevoli alla riconversione c'era un atteggiamento da parte della politica locale e regionale che sembrava più di difesa della fabbrica che del lavoro stesso, abbiamo avuto un secondo sussulto etico, dicevamo, il comitato di conversione è nato per dire non è possibile accettare questa situazione, e abbiamo ridetto non è possibile accettare questa situazione, vogliamo continuare a lavorare per la riconversione della fabbrica, ma nel frattempo proviamo a riconvertire la cultura, l'economia con quello che abbiamo nelle nostre mani. E mi piacerebbe leggervi 3 righe di un documento che è emerso con Wikileaks, citato da Idesu nel libro Violare gli spazi. Lei a sua volta cita Porcel Brunetti del 2011. Perché? Perché si vede come veniva considerata la Sardegna da parte degli analisti americani che dovevano decidere dove collocare le basi nel secondo dopoguerra. L'Italia ha una grande portaerei in mezzo al Mediterraneo, sporge ad est e guarda a oriente. In mezzo c'è la Sardegna, che fa parte di questa portaerei, ma non ha il fastidioso problema delle persone e delle città. È una specie di ponte gratuito, acri poco costosi e quasi disabitati. La popolazione è dura e coriacea, ma si sa, incapace di organizzare azioni collettive e iniziative di condivisione. L'isola è povera e quindi facilmente corruttibile, con poche centinaia di posti di lavoro nelle basi militari. Insomma, poche righe che molti di voi probabilmente conoscevano già, ma comunque a me hanno sempre un effetto molto forte, perché il lavoro si traduce in ricatto occupazionale, è un'altra cosa, un'altra prospettiva. Appunto la nostra terra, essendo disabitata, magari poco coltivata, forse anche da questo punto di vista ci fa porre dei problemi, lo vediamo anche adesso, la questione della speculazione energetica diventa preda di chi lavora in un altro modo. La popolazione è dura e coriacea, ma incapace di organizzare azioni collettive e iniziative di condivisione. Quindi diciamo che ci sono una serie di studi operativi in queste affermazioni. Un po' la stiamo vivendo anche oggi, questa necessità invece di condivisione e magari anche di proposte di azioni collettive. Quando è nato Worldtree io non conoscevo veramente questo testo, ma mi sembra che ci siamo ispirati all'esatto contrario, cioè abbiamo fatto l'esatto contrario. Primo, non cedere al ricatto occupazionale. Una cosa importante, mi piacerebbe che si potesse dire insieme che lavorare per produrre morte non è un lavoro, si può classificare in un altro modo. E quindi la spinta è meritiamo di più, meritiamo che la nostra gente faccia altro e può farlo. In fondo questa fabbrica ha, lo diceva prima Arnaldo, meno di un centinaio di assunti stabilmente. I disoccupati nel sud Sardegna sono 25.000, cioè anche l'apporto in termini numerici è veramente minimo. E appunto, come dicevo prima, qualitativamente non è un lavoro. Mi sembra che l'articolo 4 della nostra Costituzione mi colpisce che fa questa sottolineatura per il resto. Ogni cittadino ha il diritto e il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ecco perché non studio un lavoro.
E all'articolo 41, dopo aver ricordato che l'iniziativa economica privata è libera, sottolinea che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. E allora noi abbiamo detto, esiste un lavoro buono nella nostra terra? Esiste come? E andrebbe potenziato. E abbiamo cominciato a creare una rete tra le imprese che già vivono, noi diciamo, di pace, non di guerra, vivono di pace, cioè sono aziende agricole, aziende di trasformazione, di produzione, sono anche piccole, non aziende, comunque attività ricettive, oppure aziende artigianali. Mettiamo insieme questi imprenditori che sono già dentro l'economia e che quindi ogni giorno possono costruire la pace, rifiutando nella loro filiera ogni cosa che possa avere a che fare con la guerra. Potremmo dire una applicazione pratica dell'articolo 11, il ripudio della guerra che diventa attività economica e che quindi tiene presente anche l'ultima persona, non solo della filiera ma anche oltre, che riceve il lavoro. Quindi io lavoro, so che produco o che offro un servizio e faccio qualcosa di buono per l'ultima persona a cui arriva la mia produzione o il mio lavoro, il mio servizio. Pensare appunto che se io sono bravo e migliore nel mio lavoro, distruggo di più un altro essere umano, un altro elemento dell'ambiente e comunque contribuisco allo sfascio del pianeta, appunto ci suona male. Allora che cosa questo mettere insieme così è stata anche una cosa non difficile all'inizio, proprio per l'esistenza già di aziende che andavano in questa direzione, però si trattava di mettersi insieme, quindi di avere quella forza che anche oggi cerchiamo, no? L'ho sentito in vari discorsi, quella forza della comunità, dell'essere e di andare nella stessa direzione. Quindi sapere che io sono un'aziendina, ho 2 dipendenti, siamo dispersi nella campagna del Sulcis-Iglesiente del Medio Campidano, ma siamo in rete con tantissime altre aziende. Abbiamo un marchio europeo certificato, World Free, appunto sotto il libero della guerra, perché ci piaceva il termine, anche se è un neologismo, perché tutto unito non esiste, anche nella lingua inglese, però ci piaceva comunicare in quel modo, ma a partire dalla nostra terra, quindi non poteva mancare la frase sotto, liberi dalla guerra, ogni prodotto, ogni libero dalla guerra, quindi libero dalla guerra. E poi questo marchio ci risulta ancora oggi che sia unico al mondo. Ci sono tante certificazioni, tanti marchi molto belli del biologico, biodinamico, ma non che attestano che un prodotto fa lo sforzo di essere libero dalla guerra. Dico fa lo sforzo perché la guerra si insinua in tanti aspetti sui quali non sempre è modo di riflettere. Quindi può capitare anche che tu stai lavorando convinto di avere le carte in regola per la pace, poi scopri magari che non hai pensato in quale banca stai mettendo i tuoi soldi e che investimenti fa quella banca, se li fa in armi oppure che tipo di energia usi, oppure se qualcuno dei prodotti della tua filiera è un po' sospetto rispetto. Quindi è una, diciamo, noi cerchiamo di innescare un processo. Ultimamente, nell'ultima assemblea, abbiamo proposto il cosiddetto workpimetro, cioè la misurazione che ogni azienda fa della sua libertà dalla guerra. È una cosa profonda, impegnativa, e quindi ogni azienda risponde e si pone degli obiettivi di miglioramento. Entro un anno, entro 2 anni, entro 3 anni. Adesso forse non c'è il tempo di spiegare tutte le cose che facciamo.
pensando all'enormità della situazione del mondo, alle guerre in corso, alle numerosissime guerre, oltre a quelle che citiamo sempre, anche a tutte le guerre dimenticate, sarebbe da dire, vabbè, adesso siamo 100, di cui 50 aziende, poi ci sono professionisti, siamo dei microbi nell'universo, ma diciamo, noi utilizziamo questa, diciamo, viviamo una utopia generativa. È un'utopia forse quello di creare tanti punti economici per la pace, è qualcosa che ha bisogno di tempo, però genera tantissimo interesse. Per esempio, siamo stati contattati da dei gruppi di acquisto solidale di varie parti d'Italia. Sapete, la filosofia del gruppo d'acquisto è anche di sostenere i produttori locali e quindi noi siamo concorrenti dei loro, eppure vogliono i nostri prodotti perché hanno il marchio della pace e ci dicono abbiamo come dire, bisogno di fare un passo concreto per la pace e ci sembra che acquistare questi prodotti vada in questa direzione, quindi ha generato anche una rete di di acquisto solidale. Stiamo lavorando per una Spring School di formazione alla pace proprio ad Iglesias. Noi diciamo dove nasce la guerra, perché la guerra nasce dove si fabbricano le armi e non è il contrario. Prima esistono le armi, poi ci sono le guerre perché si devono vendere le armi. Quindi lì nasce la guerra, lì vogliamo che nasca la formazione alla pace in collaborazione con diversi docenti dell'Università di Cagliari. E poi è nato un laboratorio nazionale per lo studio sulla riconversione industriale con esperti, giornalisti, sindacalisti, attivisti da tutta Italia che studiano proprio il caso Crucis Iglesiente insieme a quello della Leonardo a Torino. Quindi da un'idea, da un ripudio della guerra sentito proprio visceralmente nel profondo, dal bisogno di fare ogni giorno qualcosa per la pace, sono nate tantissime cose che insomma ci fanno ben sperare e anche le aziende crescono, il numero delle aziende interessate cresce, quasi non riusciamo, ne abbiamo alcune in fila che vogliono aderire, ancora non abbiamo fatto in tempo a fare l'adesione ufficiale, ma stiamo andando avanti. Grazie Arnaldo Sarpa e Cinzia Guaita per il loro contributo. Tra l'altro Cinzia ha citato violare gli spazi di AIDE su militarizzazione in tempo di pace e resistenza locale, lo ricito anch'io perché è stato presentato da poco a Cagliari in Fondazione di Sardegna con le attiviste e gli attivisti di Afforas e come l'ha definito la caporedattrice di Sardegna che cambia, che coordinerà domani il confronto sul diritto alla casa. Questo libro è la Bibbia dei pacifisti e degli antimilitaristi sardi, perché parla della nostra storia, parla dell'esperienza di resistenza civile non violenta di Pratobello, parla del nostro presente, parla delle disuguaglianze che ci sono oggi con la presenza militare in Sardegna, quindi è certamente un titolo che consiglio a tutte e a tutti di acquistare e di leggere. Vi ringrazio, chiamo la capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale, Maria Laura. Sì, come vuoi, se vuoi puoi stare in piedi. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. Intanto ringrazio Alleanza Verdi di Sinistra, nello specifico Sinistra Italiana, per questo importante momento di incontro e confronto su temi fondamentali come quello della pace, o meglio, contro la guerra, poi andarci nel merito. Grazie a tutti i relatori che mi hanno preceduto, spunti importanti e fondamentali che mi sento di sottoscrivere in pieno
e di abbracciare e accogliere, soprattutto perché la forza di iniziare un evento importante come quello che stiamo affrontando oggi, partendo dal tema della pace e contro la guerra, l'avete detto prima di me, è una cosa fondamentale da fare, perché manca un'etica, nella politica manca un'etica, o perlomeno si sente poco quest'etica. C'è necessità proprio di elevare uno dei temi più importanti che determinerà e può determinare in maniera sempre più importante e forte il futuro non solo del nostro pianeta a livello generale, ma anche il futuro delle nostre comunità. E l'altra questione che voglio cogliere subito è il tema mediterraneo. Ecco, sapere che la nostra isola sta al centro del Mediterraneo e rivendicare che deve essere un'isola di pace e un'isola dove si deve pretendere da parte delle istituzioni, da dove possono arrivare, ma attraverso il risveglio delle comunità per dire ad alta voce che siamo un'isola di pace e vogliamo essere un'isola di pace, credo che debba essere portato avanti con forza, soprattutto perché siamo al centro del Mediterraneo e noi vogliamo candidarci come una regione che crea ponti e non crea muri e confini, come si sente dire ultimamente da più parti del mondo. Ed è per questo che voglio partire dalla mozione che è stata approvata in Consiglio regionale. Noi abbiamo approvato con forza e sostenuto con forza la mozione Pizzuto, che è stata presentata da Sinistra Futura, mettendo le firme ovviamente in maniera molto convinta e facendo un passo in più nel momento pre-voto, perché ovviamente viste le varie sensibilità che ci sono all'interno del Consiglio regionale e considerando anche il fatto che queste sensibilità non sono poi vicinissime spesso, la mozione non presentava al suo interno la richiesta ferma di riconoscimento dello Stato di Palestina. Quindi abbiamo colto l'occasione, personalmente di chiedere un emendamento prima del voto, e questo per fortuna è stato accolto, e nella bagarre che si crea spesso nel Consiglio regionale, forse qualcuno non si è neanche reso conto di cosa ha fatto. Quindi credo che questo sia un risultato importante, perché all'unanimità praticamente la mozione è stata votata e credo che possa essere un risultato collettivo anche di coloro che magari in quel momento non avevano colto in pieno quello che poteva essere un risultato del genere. Però bisogna rivendicare quello che abbiamo chiesto, bisogna continuare con forza a chiedere che si percorra la via della pace, la via del cessate il fuoco di questa guerra, che non ripeto, l'avete detto meglio di me, è una guerra ingiusta, come ingiuste sono tutte le guerre che vengono fatte. Ecco, noi parliamo oggi delle guerre che ci stanno più vicine, le guerre che stiamo sentendo per via per una pressione mediatica, per quello che stiamo vivendo, di tante persone civili che muoiono quotidianamente, bambini, soprattutto, e lo sentiamo con forza, ma effettivamente ci sono guerre che vanno avanti da diverso tempo e che possono poi lentamente portare anche a un declino totale e a un pericolo per l'umanità. E su questo consentitemi anche di fare un passaggio, perché quello che io colgo è che essendo in una situazione, essendo in un contesto dove l'evoluzione tecnologica e l'evoluzione in genere ci porta a parlare di guerre che magari in passato erano delle guerre neanche menzionate come le guerre atomiche, ecco, mi sembra che delle volte esaltare queste minacce che sono arrivate anche in questi ultimi periodi di queste guerre atomiche stia un po' umanizzando le guerre che atomiche non sono. Ecco, noi questo dobbiamo invece evitarlo, perché sollevare l'asticella e le minacce che arrivano e continuano ad arrivare da diverso tempo alle nostre orecchie attraverso i vari media,
ecco, sta cercando di trovare una scusa alle altre guerre che vengono effettuate e che stanno determinando morti che sono ormai, a me vengono i brividi, perché cioè, stiamo legittimando in qualche maniera morti che non possono essere legittimate. Questo sono contenta che Alleanza Verdi Sinistra, e nello specifico Sinistra Italiana, ripeto, abbia messo come primo tema di questa importante conferenza, che spero, mi auguro e sono certa che continuerà nel futuro, il tema legato alla pace e contro le guerre. Perché quando l'ONU, dopo le guerre mondiali, aveva deciso di portare avanti una voglia, una necessità di rivendicare il diritto alla pace, quindi andare contro tutte quelle guerre, ecco, io credo che in qualche maniera ultimamente la legittimazione che si sta percorrendo non sia la strada che porterà sicuramente a benefici che possiamo avere nel nostro territorio. E mi fa piacere, ho ascoltato adesso anche quest'ultimo intervento, ma ho ascoltato tutti gli interventi con molta attenzione e cura, ma l'ultimo intervento che riguarda un po' di più il nostro territorio. Io credo fermamente, e credo di poterlo dire anche a nome di tutto il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra, che nel nostro territorio dobbiamo dire che non vogliamo che vengano prodotte quelle armi che poi sono quelle armi che portano a una devastazione, e dobbiamo credere invece in maniera forte che ci possa essere una riconversione di quei lavori verso dei lavori che però portano alla pace, soprattutto in un territorio difficile, perché il Sulcis è un territorio difficile, dove non si può continuare a portare avanti quella falsa contrapposizione tra il diritto al lavoro e il diritto a vivere in un mondo di pace. Ecco, questo diciamolo ad alta voce e rivendichiamolo con forza. Cerco di non allungarmi troppo perché è stato detto praticamente tutto, però una cosa consentitemi di dirla. Io credo che oggi la politica abbia necessità nelle comunità, quindi attraverso i propri consigli comunali, ma anche nei consigli regionali, abbia la necessità e l'obbligo di sensibilizzare coloro che hanno dei ruoli superiori come governi nazionali per andare nella direzione opposta rispetto a quella che stanno prendendo. E lo dico perché serve ricostruire quell'etica forte e serve ricostruire anzi un'etica importante, perché la politica ha spesso troppi interessi, percorre le strade di interessi che non sono gli interessi collettivi, gli interessi delle persone. E quindi a maggior ragione io sottoscrivo e condivido in pieno coloro che hanno espresso la volontà di fare un presidio permanente per la pace e contro le guerre e di portarla avanti partendo proprio dal basso e dalle comunità e attraverso una mobilitazione di popolo. Perché la politica sente solo quando ci sono delle mobilitazioni importanti ed è importante andare alle iniziative, percorrerle e sostenerle in maniera importante. Anche perché, e con questo davvero provo a chiudere, io ho sentito parlare prima di utopia. Einstein disse una volta che un mondo senza guerra non deve essere considerato un'utopia, perché l'utopia è un progetto che non si è ancora realizzato. Pertanto, se noi crediamo che il progetto di un mondo migliore sia un mondo senza le guerre, dobbiamo pretenderlo e far sì che questa utopia venga realizzata. Tutto qui, grazie. Grazie. Grazie a Laura Bolla, il gruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale. Vorrei chiamare Avaldo Di Nolfo, consigliere regionale della lista Uniti per Todde. Durante
percorso che ha portato all'approvazione in Consiglio regionale della mozione per il riconoscimento della Palestina, a un certo punto una bandiera ha iniziato a sventolare nel palazzo. Il Consiglio regionale. Posizionare questo vessillo fuori delle finestre del nostro Parlamento è stato proprio Valdo Di Nono, esponente di sinistra, della sinistra per l'alternativa, che è stato eletto nella lista di Uniti per Alessandra Todde. Ecco, tra l'altro non ho capito se questa musica di Ozulu, la voce dei 99 Posse, era dal tuo ufficio o dalla storia di Instagram? Ok, prego. Sì, la seconda in realtà era. Buonasera a tutti e tutti e insomma, ringraziamenti davvero per l'invito. Ero qua dietro, ero a 250 km da qua e ho deciso insomma volevo essere presente, ho scelto davvero di fare 2 ore e mezza di macchina per esserci, perché credo che un'iniziativa di questo tipo meriti il sostegno, la presenza. E un ringraziamento di cuore a chi ha organizzato tutto, a Roberto, a cui voglio davvero bene, ad Andrea, a cui voglio davvero bene, e a tutta la comunità politica che in questo momento ha deciso di rimettere anima e cuore in un progetto politico che insomma, di cui sicuramente la comunità della sinistra in Sardegna ha bisogno. Grazie per l'invito. Sì, non so se ha fatto più clamore il fatto di esporre la bandiera della Palestina, che tra parentesi li vedo qua, insomma, l'ho ricevuta in dono dai compagni dell'Associazione di Sardegna Palestina, che vi invito ad abbracciare. Forse autodenunciandomi prima in Consiglio regionale durante il mio intervento, poi nei modi di comunicazione odierni ho scelto una canzone che parla di Tifada, forse ha fatto più clamore questa cosa, la scelta del brano in sottofondo che la bandiera. Ma volevo riportare esattamente qui, in un luogo in cui si parla di pace, si parla di contrastare, di fare la resistenza alle politiche di guerra, esattamente più o meno quello che ho detto nel luogo istituzionale. Utilizzando gli stessi termini, credo che insomma, utilizzare le parole sono importanti, diceva qualcuno più bravo di me. Se parliamo di Palestina dobbiamo parlare di genocidio, e se parliamo di Palestina dobbiamo parlare di apartheid, perché questo avviene tutti i giorni. Quella mozione, davvero ringrazio il collega Pizzuto per averla portata in consiglio, ringrazio di cuore la Mariela, la collega Orru, per averla emendata in un momento davvero di visione politica che mette la Sardegna al centro di un percorso. Di un percorso che prima che di pace, diciamocelo chiaramente, insomma, debba anche essere di resistenza. Quando è nato il genocidio, quando è nato un apartheid, bisogna parlare prima di tutto di resistenza. Abbastanza, diciamo così, insomma, netto e chiaro, in questa resistenza la Sardegna deve fare la propria parte. Ringrazio di cuore che è intervenuto prima di me, parlando insomma di economie di guerra nel nostro territorio, qua dietro. Sapete tutti la notizia di questi giorni, di queste ore, insomma, il responsabile dell'associazione si è stato pro Israele con una bella netta posizione, dice che Gaza deve sparire, esattamente riportando lo diciamo in modo molto chiaro, non ci nascondiamo, quell'associazione riceve dei finanziamenti pubblici per una
per volontà chiara di alcuni partiti che oggi stanno alla minoranza in Consiglio regionale, ma che fino avanti ieri governavano la Sardegna. Questo denota chiaramente la posizione, che poi votino in un determinato periodo politico, votino con noi, è davvero un gesto che ci lascia un po' perplessi, come diceva prima Mariana, perché la posizione è quella di dare 100.000 euro all'anno all'associazione Stato Pro-Israele, che oggi ci dice che Gaza deve scomparire tutta, bambini compresi. Questo è il passato, ovviamente, nel senso che mai più una lira di soldi pubblici a quell'associazione. Su questo ci mettiamo davvero vorrei davvero, per non essere troppo retorico, su due concetti, perché chi mi ha preceduto ha davvero listicciati meglio di me, ma vorrei davvero sottolinearli. Politiche per la pace vuol dire sicuramente disarmo, quello che sta accadendo da sempre, ma in questi anni ancora di più sull'aumento delle spese militari deve farci ribrezzo, deve farci prendere coscienza. E se oggi siamo qui a iniziare a parlare di pace in un evento che si chiama Mediterranea, dice tanto. È stato solo la Sardegna, che è al centro di questo splendido mare, si vuole prendere le proprie responsabilità e vuole farlo sia nei luoghi istituzionali, ma soprattutto dal basso, perché così si fanno le cose col doppio nesso, insomma, con la bidirezionalità dell'azione politica dal basso verso le istituzioni e poi al ritroso. Oltre alla questione, diciamo così, insomma, la questione che mi ha affrontato prima di me, chi parlava di RVM, io vorrei sottolineare ancora una volta che nel poligono interforze di San Pipirra si sperimentano armi tutti i giorni e ci vengono tutti a sperimentare le proprie armi, Israele compresa. E allora credo che davvero, insomma, riportare anche al centro quel tema, il tema, insomma, del superamento delle politiche economiche di morte, dobbiamo mettere al centro ancora una volta anche il superamento delle politiche dei poligoni in Sardegna. Concludo davvero con dove ho iniziato, perché credo che iniziare 1 o 2 giorni di dibattiti, di festa, parlando di attività di politiche contro la guerra è un atto di resistenza puro. E la resistenza raggiunge i propri obiettivi quando è collettiva. Grazie per aver lanciato questo simbolo di resistenza. Ci siamo, lo facciamo tutti e tutti insieme. Grazie di cuore. Grazie a te. Grazie a Valdo Di Nolfo. Io vorrei dire una parola. Penso che come organizzazione della festa la riporteremo anche nel comunicato stampa. Una parola in risposta al presidente dell'associazione Sardos Pro-Israele. Vorrei dire che noi non siamo, cioè è ora di finirla, è ora di smetterla con questa propaganda becera in cui le organizzazioni progressiste, le organizzazioni democratiche, le organizzazioni che si battono per i diritti umani dei palestinesi passano per antisemiti. È ora di finirla con questa propaganda becera. E la risposta che penso dovremmo dare domani mattina nel nostro comunicato stampa, in cui diremo che questa festa è andata molto bene, la rifacciamo in primavera alla festa di Mediterranea. E la risposta a Mario Carboni è questa, che se vogliamo stare dalla parte del popolo palestinese non possiamo non stare anche dalla parte di quegli uomini e quelle donne del mondo progressista e pacifista israeliano, uomini e donne ebrei che minoranza in Israele ma presenti e attivi nel mondo, a partire dagli Stati Uniti, manifestano tutti i giorni
apertamente il proprio dissenso per l'operato del governo israeliano e che condannano il massacro del 7 ottobre, ma come noi non chiudono gli occhi di fronte al genocidio in corso a Gaza, non gli chiudono gli occhi. Come ci ricorda Marco Revelli, questi uomini e queste donne rappresentano un'eredità straordinaria per noi, un'eredità straordinaria per la cultura della diaspora, per la cultura cosmopolita, umanista, razionalista, che tanto ha contribuito a dare al nostro Occidente un'autocoscienza critica e un'anima progressista. Ecco, questo è il nostro modo di non essere antisemiti, ma questo è il tuo modo di essere intollerante, caro Mario Carboni. Grazie. Va bene, intanto vi ricordo che la cucina è aperta e che quindi al termine del nostro dibattito potremo condividere e mangiare insieme e continuare a tavola tutte le parole che possono aiutare a continuare questo confronto bellissimo. Un'altra cosa lo vorrei dire ai relatori che hanno partecipato qui e che ringrazio tutti. Le vostre parole potranno essere pubblicate, se avete piacere, dal Manifesto Sardo, se avete preparato un intervento. Lo dirò anche alla mia collega domani, a Lisa Ferrelli, che coordinerà il dibattito sul diritto alla casa. Penso che sia utile e opportuno continuare i nostri confronti anche attraverso la pubblicazione degli interventi di questi due dibattiti nei nostri giornali online. Io vi ringrazio e vi auguro una... prego, non chiudiamo ancora. Un intervento di dibattito. Prego, si sieda qui. Buonasera a tutti, io sono Volodymyr Stepanenko dalla comunità ucraina. Sono venuto qua perché parleremo di problemi di guerra e della pace e magari troveremo qualche soluzione o almeno vedremo come si fa. Allora, partendo dall'inizio, inizio dalla signorina che ha fatto il libro. Quando si parla di paesi baltici, quelli che adesso chiedono di rafforzare le difese, io avrei fatto la domanda: il perché? Io vi spiego perché. Perché loro, primis, sanno cosa significa la Russia, loro guardano la TV russa come guardiamo noi e vedono che alte cariche dello Stato russo, del governo russo, anche adesso dichiarano apertamente sui TV russa di Stato che una volta finiti con l'Ucraina, prossima l'Europa, prossimi paesi, Polonia e paesi baltici, dove loro vogliono intervenire, e ovviamente dire come loro devono vivere. Di questo si parla apertamente, per quello che loro capiscono che loro sono prossimi. Se l'Ucraina cade, loro saranno prossimi. Poi mi sono stupito un po' dall'intervento di signor giornalista che ha detto: non ne parleremo delle cause di queste guerre. Scusate ragazzi, ma se non parliamo delle cause, come possiamo trovare soluzioni? Come? Cioè, lasciamo da parte le cause che hanno causato queste guerre che, diciamo adesso, se parliamo dell'Ucraina, che regime fascista russo, perché se leggiamo come Eco ha descritto fascismo, la Russia adesso corrisponde in pieno di tutti i sintomi del fascismo, perché lì c'è fascismo adesso. Se ascoltiamo cosa dicono i russi dicono che lo scopo di questo intervento che stanno facendo è quello che vogliono raggiungere, che dopo fine di questo intervento l'Ucraina come Stato non esista, popolo ucraino non esista, esiste solo popolo russo, non esiste la lingua ucraina. Questo è già nazismo, non fascismo neanche, è già nazismo. E loro lo stanno applicando in territori occupati. Noi vediamo, anche voi, tutti possono, purtroppo qui i giornalisti italiani non parlano su queste cose, non fanno vedere le città rase al suolo completamente. Marinka,
non esiste, Avdiivka non esiste, sono un mucchio di macerie. Loro dicevano che loro sono intervenuti per difendere i russi cosiddetti, che sono lì in Ucraina, ma da nessuna parte dove non è entrato l'esercito russo, i russi non sono perseguitati, vivono tranquillamente, non succede niente. Solo nelle territori che adesso dove è entrato l'esercito russo esistono problemi. Se poi parliamo di cause e di quello che non si deve armare, non si deve aiutare, allora, se adesso l'Ucraina sarà privata dagli aiuti militari che permettono di abbattere questi missili, ad esempio dall'Italia si chiede sistemi antimissilistici, antiaerei, per difendere proprio la popolazione, perché i russi sparano missili sulle città, non sull'esercito, sulle città, sui civili. E dall'Italia si chiede proprio quegli sistemi missilistici per abbattere questi missili, che creano tanti morti. Se adesso noi lasciamo l'Ucraina senza questi sistemi di difesa, significa che più civili saranno morti. Cioè, noi stiamo tutti per la pace, anche in Ucraina, guardate. Io vi spiego un po' la storia non troppo, perché 5 minuti, ma anche non 5 minuti neanche. amico mio, abbi pazienza. Allora, Ucraina nel 94 era terza potenza nucleare su presenza di missili di armi nucleari. Ha deciso di essere senza armi nucleari. Con accordi di Budapest ha dato tutte le armi consegnate alla Russia, è rimasta senza armi nucleari. Era paese neutro, dove anche in Costituzione era scritto che Ucraina è paese neutro, dove non possono essere sul territorio ucraino neanche basi militari straniere. L'unica eccezione fino al 2017, perché accordi erano per la base in Crimea che finivano nel 2017. Non devono essere basi straniere. Che succede? L'Ucraina si disarma, esercito non c'è, e che succede? Uno dei garanti, la Russia invade l'Ucraina. Invade nel 2014, però non nel 2022, perché la guerra è iniziata nel 2014, iniziata a febbraio, quando l'esercito russo ha preso controllo sul governo, perché la Crimea è come Sardegna una repubblica autonoma, con status autonomo. Ha invaso lì, hanno fatto questo finto referendum in una settimana, dove i dati erano, cioè non corrispondevano a niente, eccetera. Così è iniziata la guerra. Poi l'esercito russo è entrato in Donbass. Per dire come è iniziata la guerra. Va bene, finisco. Mi ricordi il tuo nome, per favore? Volodymyr Stepanuk. Grazie. Allora, io ti ringrazio. Vorrei dirti però che in questa sala non ci sono signorine. Non ci sono signorine. È una giornalista, è una scrittrice, non è una signorina, non ci sono signorine qui dentro, no, solo questo. E vorrei anche dirti che noi, cioè dall'ultima persona che sta spillando birra fino agli ospiti, fino a chi fa i nostri banchetti e ai relatori, tutti noi sappiamo da che parte stare, tutti noi sappiamo chi sono gli aggrediti, sappiamo chi sono gli aggressori e sappiamo chi sono i deboli e chi sono i forti. Noi semplicemente non ci vogliamo mettere l'elmetto, sappiamo chi sono i popoli che sono vittima dell'ingordigia imperiale e colonialista di altre potenze imperiali come la Russia. Su questo sono d'accordo con te. Sappiamo bene chi sono gli aggressori e sappiamo bene chi sono gli aggrediti, lo sappiamo almeno dal 24 febbraio 2022, che non passi l'idea che noi siamo a favore della Russia o siamo filorussi, assolutamente no. Però noi, come siamo a favore del popolo di Gaza, siamo anche a favore di tutti i popoli vittime di oppressione, di sfruttamento e di guerra, compreso il popolo ucraino, ma siamo anche a favore dei dissidenti russi, delle femministe russe, di tutti coloro che in Russia stanno manifestando contro la guerra e per la pace e stanno animando purtroppo quelle prigioni, quel regime oppressivo e militarista. Grazie a tutti, buona festa e buon divertimento con le cene e i concerti. Ciao.
Come faccio a sapere? Va bene, possiamo chiudere questa diretta e terminare lo streaming.